Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati alle 11:29 minuti e 50 secondi. Siamo di nuovo in edizione straordinaria come ogni mattina, quest'ora per iniziare il racconto della giornata, di un'altra giornata importante sul fronte dell'emergenza coronavirus in Veneto. E allora inizia una settimana che è stata annunciata come una settimana difficile e in certo senso anche probabilmente decisiva per capire come si muove il contagio, come si muoverà il contagio verso quel picco che dovrebbe arrivare entro il 15 di aprile. Quindi una settimana molto importante anche sul fronte dell'osservazione delle regole, delle misure restrittive che sono state adottate ormai da tempo e che tutti conoscete. Partiamo come sempre dai dati, fra pochissimo ci collegheremo con Marghera, con Filippo Fois che poi assisterà insieme a noi al punto stampa del governatore Zaia, ma partiamo dai dati. I dati di questa mattina che parlano di 8.724 casi positivi in Veneto, con un aumento di 215 casi rispetto a ieri sera, come vedete il cluster di Padova che resta quello più diciamo con i numeri maggiori a 2103, il maggior numero di aumenti in provincia di Verona, più 49. Sono numeri però che raccontano ancora una volta di un contagio che pur aumentando rallenta, ed è un dato importante. Ci sono altri dati importanti interessanti in questa tabella, in questo report, ed è ad esempio il numero delle persone in isolamento domiciliare che scendono sotto i 20.000. Aveva superato il numero dei 20.000 nei giorni scorsi, scende a 19.895. 1.633 le persone ricoverate, no, non è questo lo raccontiamo dopo. 1.633 le persone ricoverate in ospedale, più 16 nelle ultime ore, poi 356 in terapia intensiva. Un altro dato interessante è proprio questo: ci sono meno 4 persone in terapia intensiva rispetto ai giorni scorsi. Era un dato che in qualche modo veniva anticipato, era stato anticipato. Dovremmo contare più positivi e probabilmente meno persone in terapia intensiva se il modello regge, il modello anche veneto dei tamponi diciamo a tappeto. Resta il dato invece sempre purtroppo sconfortante dei decessi, con 413 in totale dall'inizio dell'emergenza, più 11 nelle ultime ore, più 11 decessi, e sono localizzati sostanzialmente a Verona e Vicenza, con 5 decessi a testa e poi un decesso all'ospedale di Conegliano. Questi i crudi dati. Poi c'è il dato, avete visto prima, che è stato diramato ieri sera dall'azienda Zero. I dati sono ovviamente riferiti alla giornata di ieri, quindi sono dati che cambieranno nel corso di queste ore anche in virtù del nuovo bollettino, ma rendono un po' l'idea del trend nelle varie province dei casi positivi, con appunto Padova e Verona ai primi posti, e poi invece ad esempio Rovigo con i 125 casi, la provincia diciamo meno colpita dal coronavirus. La stessa azienda Zero, sempre nello stesso report diramato ieri sera, ha anche fornito i dati comune per comune, e ad esempio sempre con i dati riferiti a ieri sera ovviamente il capoluogo, nonostante la provincia diciamo di Padova sia quella che ha più casi, il capoluogo di provincia con più casi è Verona, a conferma insomma del cluster più preoccupante delle ultime settimane. E poi ci sono anche casi di comuni per ora senza contagiati, quindi covid free, così come viene detto un po' dai media in queste ore. Sono ovviamente casi particolari, si tratta di comuni piccoli, ma con una presenza zero diciamo di casi di contagiati. Ve ne racconteremo qualcuno di questi casi nel corso dei nostri telegiornali di oggi, sia a Venezia che a Treviso che nel Veneto. Vi faccio vedere come sempre anche la tabella con il conto corrente per la Regione, per donare il vostro contributo contro il coronavirus, donare un qualcosa per aiutare chi è in prima linea, quindi gli ospedali, i medici, insomma le forniture
per chi è in prima linea contro il coronavirus. Questo è sempre un cartello importante da far vedere, lo facciamo vedere spesso proprio perché è importante la corsa solidale che si è attivata ormai da settimane. Allora andiamo subito da Filippo Fois a Marghera, lo vedo già insieme a Sandro Ponchio. Filippo. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Prendiamo la linea da Marghera, ci siamo spostati nel retro dell'ingresso della protezione civile regionale di Marghera. Oggi è una giornata particolarmente ventosa, per cui siamo già vicini all'ingresso dal quale vengono fatti entrare i giornalisti durante i quotidiani punti stampa del Presidente Zaia. Come avevi annunciato tu, stiamo entrando in una settimana che si annuncia decisiva, quella in cui si vedranno i risultati di quelli che sono stati i provvedimenti adottati nel corso dell'ultimo mese. In effetti i primi dati che stanno arrivando e che vanno comunque sempre letti non giorno per giorno ma sul lungo termine sono positivi, vale a dire si è verificato quel contenimento del contagio che era il punto di partenza per poi arrivare a una discesa della diffusione del coronavirus in Veneto. Questo effettivamente sta avvenendo, più o meno dovremmo raggiungere adesso il cosiddetto plateau, vale a dire il momento in cui il grafico rimane piatto, ci sono casi nuovi ma non tanti quanto prima, tanto da risultare nel grafico come una linea retta che non sale più su. Questo inizia già a far pensare qui alla protezione civile regionale a quello che è stato definito il cosiddetto soft landing, è un termine inglese che significa atterraggio morbido, vale a dire le modalità con le quali gradualmente si dovrà rientrare alla normalità, una vita normale, togliendo gradualmente tutte le limitazioni che sono state imposte, limitazioni che comunque proseguiranno. Lo sappiamo che il 3 aprile, quando scadrà l'ordinanza regionale, il Presidente Zaia ha già detto che ne verrà firmata una nuova per altre 2 settimane, per cui sostanzialmente aprile sarà come marzo. Questo però non vuol dire che le cose non stiano migliorando. Stanno migliorando in tutto il Veneto tranne che a Verona. Verona è l'osservata speciale per la sua vicinanza con la Lombardia, soprattutto si tratta della provincia che in questo momento dà maggiori preoccupazioni qui. Ecco, proprio in queste ore Zaia ha parlato proprio di questo soft landing, probabilmente ne parlerà anche nel consueto punto stampa, insomma, le modalità con cui si potrebbe uscire da questa situazione. Sì, si sta parlando anche di un test sierologico, vale a dire di un test attraverso il quale viene rilevata la formazione di anticorpi contro il coronavirus, però siamo ancora in una fase veramente in fieri e in questo momento il primo obiettivo rimane quello di far calare i contagi. Certo che comunque bisogna anche pensare a ciò che accadrà dopo, quindi a un graduale ritorno alla normalità, anche se non bisogna abbassare la guardia. Poi abbiamo visto paesi che hanno già attraversato il picco e che non stanno più contando un grosso numero di contagi, che comunque mantengono l'allerta perché potrebbe sempre esserci una seconda ondata. Oltretutto non c'è ancora la certezza se chi avesse sviluppato il virus ne diventi immune o se dopo un tot di settimane possa essere nuovamente contagiato, per cui sappiamo che si tratta di un virus nuovo, lo si sta conoscendo in questi mesi, per cui insomma la maniera in cui ci si muoverà anche per il soft landing, per l'atterraggio morbido, dovrà essere limata giorno per giorno a seconda delle nuove conoscenze che avremo del Covid-19. Ti leggo un'ANSA che fa riferimento ad alcune parole di queste ore del professor Crisanti, che come sappiamo è l'uomo, diciamo, dell'operazione tamponi in Veneto. Dice: a livello nazionale i dati segnalano che i contagi continuano ad aumentare e la fonte principale di contagio, soprattutto in Lombardia, è a casa. Stiamo cioè vedendo un effetto Diamond Princess, c'è un contagio intrafamiliare particolarmente importante, anche considerando che il numero di positivi è in realtà molto più alto di quello stimato, come sappiamo lo ha spesso detto Crisanti. Come sulla nave Diamond Princess, ferma in Giappone per giorni con molti positivi a bordo, dove si è assistito a un propagarsi di contagi anche per l'ambiente chiuso e circoscritto in cui si erano
confinate a centinaia di persone. Allo stesso modo, secondo Crisanti, il contagio intrafamiliare all'interno dei nuclei dove sono presenti soggetti positivi è molto alto. Continua Crisanti, la probabilità che un soggetto si infetti se vive in casa con un positivo, afferma, è oltre 100 volte maggiore. E va anche considerato che pure gli asintomatici rappresentano dei vettori, perché la loro carica vitale è paragonabile, uguale o maggiore a quella dei soggetti sintomatici. Per questo vanno fatti test e tamponi in modo massiccio. Questo è un po' il leitmotiv del professor Crisanti, che è anche quello del Veneto. Sì, anche se su questo io mi ricordo che nell'arco di queste settimane ne abbiamo sentito di diverse, per esempio su Vo, che alla fin fine ha rappresentato un autentico laboratorio di conoscenza del Covid-19, c'erano stati casi, almeno c'erano stati raccontati, di nuclei familiari in cui nonostante ci fosse la presenza di una persona risultata positiva asintomatica, gli altri componenti della famiglia non erano stati contagiati. Comunque già il fatto che i contagi avvengano in casa, secondo me, significano che per quello che riguarda il grosso della diffusione del virus, il contenimento sta avvenendo, perché aver chiuso quindi i negozi, i ristoranti e soprattutto le aziende ha dato i suoi frutti. Insomma, il contagio c'è ancora, ma è circoscritto a quei nuclei familiari in cui c'era qualcuno che aveva già contratto il virus. Bene, grazie allora a Filippo Fois. Allora ci riaggiorneremo quando saremo poi in diretta con il governatore Zaia e vedremo insomma quali saranno tutte le novità per questo inizio di settimana e per questa settimana definita cruciale. Grazie a Filippo Fois e Sandro Ponchio. Allora non so se è pronto già il servizio su Merlara. Chiedo alla regia se è pronto il servizio su Merlara. Non ancora, benissimo. Fra poco vedremo la situazione, come sempre ogni mattina facciamo un focus su una situazione drammatica, quella della casa di riposo di Merlara. La situazione delle case di riposo è una situazione molto seria e se ne è parlato in questi giorni. La Regione ha preso in mano un po' la situazione fornendo i dispositivi e anche gli aiuti a livello di personale. Allora vediamo proprio su questo da ieri dalla conferenza stampa l'assessore Lanzarin che parla proprio della questione case di riposo, confermando anche la presenza di un focolaio a Mogliano all'istituto GRIS. Allora sentiamo Manuele Lanzarin ieri alla conferenza stampa. Ieri è passato il protocollo all'interno del comitato scientifico e da autorizzazione di AIFA dall'altro giorno sono le terapie a domicilio e anche dentro le RSA, quindi non solo a domicilio ma anche dentro le RSA, dei farmaci antimalarici, insomma adesso hanno dei nomi impronunciabili quindi non ve li pronuncio, però sono quei farmaci antimalarici che AIFA ha autorizzato a domicilio in sperimentazione. Noi abbiamo inserito anche le RSA per prendere in maniera precoce i sintomi, quindi chi ha sintomi all'inizio insomma della sintomologia. Ho avuto notizia che anche dentro il GRIS di Mogliano ci sono dei casi positivi, però insomma rientra tra quelle strutture insomma che oggi ci sono situazioni con casi positivi. Ne abbiamo parlato, come diceva il Presidente, con i direttori generali, anche con la nostra prevenzione per preparare un piano appunto che vada ad intervenire, visto che oggi ci sono effettivamente diversi focolai in più strutture proprio nell'ottica di contenere il più possibile, insomma. Sul fronte dei controlli, una notizia di cronaca che arriva da Maerne di Martellago, dove un bar è stato multato e chiuso per 5 giorni dai carabinieri della compagnia di Mestre perché continuava a servire alcolici e spritz nel retrobottega nonostante le ordinanze di chiusura per Covid-19. Il locale era regolarmente chiuso con i cartelli esplicativi, ma nel retrobottega ci si poteva far servire alcolici senza distanziamento e isolamento. I clienti e la titolare, una cittadina cinese, sono stati colti sul fatto e sanzionati con la sanzione accessoria della chiusura. I militari della tenenza di Mira hanno poi denunciato anche un 21enne per tentato furto aggravato
di un 21enne che stava appunto cercando di scassinare le automobili in sosta. Ma ecco, la cosa particolare davvero che fa sbalordire appunto è il caso del bar che era diciamo aperto abusivamente, nel senso era chiuso ufficialmente, ma nella retrobottega si poteva continuare a consumare alcolici e spritz senza nessun tipo di misura restrittiva, e quindi i controlli, come vedete, continuano. Ci sono purtroppo queste realtà. Allora, non c'è solo la questione diciamo del virus, la questione epidemiologica, la questione sanitaria, c'è anche una imponente questione economica, la ferita aperta, e in queste ore si dibatte, c'è un terreno anche di scontro politico sull'intervento del governo. L'Anci Veneto, Mario Conte, che sentiremo più tardi, insomma, ha definito, come sapete, l'elemosina, quello che arriverà ai comuni. Diciamo il centrosinistra, il governo, le parti del governo che invece difendono l'intervento del governo. Ci discute molto anche sulle modalità, sul bonus, diciamo, per coloro che hanno perso, diciamo, il lavoro, che non avevano reddito, quindi il reddito di emergenza, il nodo, diciamo, del lavoro in nero, tante questioni. Però, diciamo, si è tornati anche a parlare in qualche modo di autonomia nelle ultime ore, con anche un dibattito, una polemica con le parole del Ministro per gli Affari Regionali Boccia, che ha detto ieri le regioni da sole non ce l'avrebbero fatta senza l'intervento dello Stato. Allora, di questo ha parlato ieri anche il governatore Zaia. Allora sentiamo un breve estratto del suo intervento di ieri, parlando anche ovviamente delle misure per il virus, in attesa di vedere oggi cosa dirà. Allora sentiamo Zaia anche sulla polemica con il governo e con Boccia. Sentirsi dire che se non c'è lo Stato saremo tutti a cartoni, decisamente no. Vi lascio uno schema, poi ognuno di voi lo leggerà come vuole, di cosa abbiamo chiesto, di cosa abbiamo avuto. E non sono uno che ha mai fatto polemiche, non ho neanche preso in mano la mascherina famosa per dire io, cioè, l'ha fatto tutti. Guarda, io non ho mai fatto polemiche. La definisco, spero sia uno scivolone, perché è un'uscita infelice. Risponde a muso duro il governatore Zaia alle dichiarazioni rilasciate durante un'intervista dal ministro per gli affari regionali Francesco Boccia. Nessuna regione ce l'avrebbe fatta da sola, sarebbero crollate tutte, la frase incriminata che in queste ore ha fatto sobbalzare sulla sedia più di un governatore lungo la penisola. Zaia ne fa una questione di numeri. Abbiamo 700.000 kit test rapidi in arrivo. Se mi dice quanti ne ha il governo in arrivo di test rapidi da distribuirci, ci misuriamo su questo magari. No? Noi abbiamo bisogno di 200.000 PFF3 al giorno, se ne sono state consegnate 3.210. Le PFF2 ne abbiamo bisogno di 200.000 al giorno, consegnate 152.000. Le chirurgiche ne abbiamo bisogno 500, quante sono queste qua? 550.000 al giorno, ce ne hanno consegnate 682, ma al giorno. Questi dati aggiornati, resta la questione tamponi. Sui tamponi abbiamo fatto anche oggi il punto della situazione. Noi abbiamo una capacità di circa 11.000 tamponi in questo momento, quotidiani. Però è bene che io vi dica, li stiamo facendo, però è bene che io vi dica che il grande fattore limitante stanno diventando i reattivi. Stiamo facendo il diavolo a quattro con le microbiologie per trovare alternative, perché le grosse aziende non ci forniscono più reattivi e mancano anche gli stecchi con i tamponi. Ostacoli a parte, si sta raggiungendo un record. Per stasera abbiamo 100.000 tamponi fatti. Questo è il numero, siamo arrivati a 100.000 tamponi. Attenzione che non ne producevamo 11.000 al giorno prima andavamo via molto a scartamento ridotto. Resta il nodo delle case di riposo, con un maggior coordinamento tra regioni e le stesse strutture, spesso private. Adesso stiamo tentando anche, alla volta di domani penso ce l'avremo, redigendo un nuovo piano. Noi sapete che avevamo tutte le circolari direttive, cerchiamo di fare anche un nuovo piano ad hoc per le case di riposo, non escludendo, se fosse necessario, anche di prevedere lo spostamento di alcuni pazienti. Però dobbiamo capire nel piano cosa ne viene fuori, perché capite che i pazienti, se li portiamo in ospedale, è come portare uno dalla griglia alla brace, cioè in ospedale è il posto meno indicato. In ospedale bisogna portare
chi deve essere curato. Quanto alla tempistica dell'emergenza, Zaia ribadisce l'importanza dei prossimi giorni e la necessità di rispettare le regole. La prossima settimana sarà cruciale, segnatevi i dati di oggi, li andremo a vedere alla fine della prossima settimana, e dipenderà molto da quanto bravi saremo ancora nel rispettare le regole. Rinnoverò l'ordinanza, non vi so dire in che termini, non vi so dire ancora, perché stiamo facendo delle valutazioni, se ampliarla ad alcuni aspetti oppure no, però verrà rinnovata. Avete sentito dunque la settimana cruciale, ma poi anche la risposta, insomma la replica con i numeri al Ministro per gli affari regionali Boccia. I numeri come i 4,3 miliardi per i comuni dal governo a livello nazionale, e il Premier Conte, che come sapete ha chiamato in causa sabato sera i sindaci come sentinelle del territorio, una cifra che però non può bastare per il territorio appunto del Veneto in sofferenza ormai da settimane. Allora ne ha parlato ieri nel suo commento il nostro direttore Luigi Bacciale. Allora sentiamo le sue parole di ieri. Chissà cosa avranno pensato i sindaci del Veneto e in particolare Mario Conte quando si sono sentiti definire ieri sera dal Presidente del Consiglio sentinelle, antenne, come se stessero lì ad assistere passivamente a quello che sta accadendo. I sindaci sono in prima linea, in trincea, sempre, ogni giorno, senza munizioni e senza armi, perché non gliele mandate, caro Presidente del Consiglio, e ancora una volta avete dimostrato di essere indifferenti e cinici con il territorio, mandando pochi soldi per gli indigenti e li affidate ai sindaci, perché quando ci sono gatte da pelare sono loro le vittime prescelte. E poi 4,3 miliardi di euro a chi? Alle famiglie, alle imprese che non lavorano da oltre un mese, che sono alla canna del gas. Vi sembra che possa bastare questo in uno Stato che addirittura dovrebbe mandare le mascherine e i respiratori e non lo fa per questioni burocratiche, con la Consip che ferma tutto questo materiale e non lo manda a destinazione? Ecco, questo è lo Stato centrale. E allora, siccome molti dicono cosa suggerisce lei che ha delle critiche da muovere, allora credo che si possa fare già qualcosa mettendo subito da domani nei conti correnti dei veneti il residuo fiscale di 15 miliardi che ci dovete, che invece vi trattenete. Contiamo non 5 milioni di veneti ma 4 milioni e pensiamo quindi che 4.000-5.000 euro nelle tasche dei cittadini del Veneto possono essere già qualcosa. Domani però sul conto corrente e non tra un mese. Spero sia chiaro, Presidente del Consiglio. Allora, così ieri il nostro direttore Luigi Bacciali. A proposito dei sindaci, allora, un sindaco, Luca De Carlo, sindaco di Calalzo di Cadore, nonché deputato di Fratelli d'Italia, e questo video davanti al municipio, sentiamo cosa dice proprio sulla questione dei fondi, dei soldi dal governo. Sentiamolo. Sono qui davanti al portone del mio comune, uno degli 8.000 comuni italiani, davanti ai quali domani si riverseranno un sacco di persone, nella speranza di poter ricevere i 4 miliardi e 3 che ieri il Premier Conte e oggi tutta la stampa nazionale, ma anche i telegiornali, dicono che saranno messi a disposizione dei comuni per far fronte al problema della crisi, assieme ai 400 milioni che saranno altrettanto trasferiti ai comuni da utilizzarsi limitatamente all'acquisto di buoni pasto e di generi alimentari da dare alle persone in difficoltà. Innanzitutto io ho letto oggi il provvedimento, ho cercato anche di studiarlo, mi sono fatto aiutare dalla mia responsabile finanziaria, che ringrazio per averla disturbata anche la domenica per delle informazioni, ma ritenevo che prima di fare qualsiasi commento avessi dovuto quantomeno informarmi. Così ho fatto e da quello che ho capito ne traggo una, diciamo così, una visione un po' meno ottimistica rispetto a quello che Conte è abituato
a venderci. Innanzitutto i 4 miliardi e 3 non sono nuove risorse a disposizione dei comuni, ma sono solamente anticipazioni di un fondo di solidarietà alla quale tutti i comuni partecipano, un'anticipazione che l'anno scorso addirittura fu fatta in maniera addirittura superiore, quest'anno il 66% di quanto ci debbono, ma l'anno scorso fu addirittura del 70% e l'anno scorso addirittura ci trasferirono questa anticipazione il 20 di marzo e non probabilmente i primi di aprile. Quindi sfatiamo intanto questa leggenda che ci siano 4 miliardi e 3 in più a disposizione dai comuni. Ci sono invece 400 milioni, i cui criteri sono già stati definiti, un 80% a seconda del numero di abitanti e un 20% parametrato secondo dei parametri economici. La bozza è già stata inviata alle regioni che hanno dovuto in brevissimo tempo dare il loro parere, molte hanno espresso parere anche contrario, ma qualcuna addirittura parere favorevole. Cosa penso io? Io penso che il Comune di Calalzo, stante a questa bozza, riceverebbe circa 10.000 euro. Credo che 10.000 euro siano comunque un aiuto. Io non sono di quello che dice che non sono risorse a favore dei comuni, io sono a favore a qualsiasi risorsa arrivi nei comuni, sono abituato da sempre a fare le nozze con i fichi secchi. Credo però che questo fondo da 400 milioni possa essere assolutamente migliorato. Ad esempio sono due le casistiche, come citavo prima, di possibile utilizzo, cioè l'acquisto di pasti oppure l'acquisto di derrate alimentari oppure i buoni pasti. Ecco, io credo che per aree come la nostra, di montagna e quant'altro, dove diciamo così i pacchi alimentari sono la cosa meno richiesta in questo momento e che prevedono anche una certa vincere una certa forma di ritrosia nel venire a chiedere il pacco alimentare, i problemi siano da altri. Ma questo lo dico stante la mia brevissima esperienza da sindaco, 11 anni e 3 mandati, che ha dato i pacchi alimentari, ma l'abbiamo fatto addirittura 4 anni fa con un'operazione con degli amici che si chiamava Solidarietà Cadorina, nella quale abbiamo raccolto fuori dei supermercati e solamente per 4 ore il cibo che poi abbiamo distribuito per addirittura un anno, chiaramente guardando le scadenze. E quindi non è questo di cui ha bisogno oggi la nostra popolazione, anche perché dovremmo intercettare i nuovi bisogni. Quindi io faccio 2 proposte molto semplici al governo, che conosce forse un po' meno di me, meglio di me, le dinamiche di un comune. Diamo sì queste risorse, ma facciamo in modo che i comuni possano utilizzarle per il pagamento delle bollette, e guardate che c'è un'esperienza già validissima. Io nel comune di Calalzo da anni apro un bando per il pagamento delle bollette, un bando che è assolutamente utile e che vede tante persone richiederlo, ma anche come comunità montana. L'anno scorso nei soli 8 comuni del Cadore abbiamo intercettato 100 situazioni di disagio con le bollette, che è diverso dal pacco alimentare. Io capisco che in certe parti d'Italia il pacco alimentare sia visto un po' come un collettore, diciamo così, di consenso. Da noi non è così, non è efficace. Nonostante siano 10.000 euro, sono 10.000 euro inefficaci. E poi un'altra proposta che faccio seria al governo è quella di poter utilizzare queste risorse, anche se sono poche, anche se noi dovremmo aggiungerne di altre, ne aggiungeremo di altre, di risorse comunali, per avere la possibilità di fare un prestito d'onore, perché oggi chi andremo a intercettare noi con la crisi del coronavirus sono quelle partite IVA, quegli imprenditori che fino a ieri hanno mantenuto questo paese, Calalzo di Cadore, ma anche l'intera nazione attraverso il loro gettito fiscale. Sono loro che ci hanno dato la possibilità di erogare tanti servizi ad altri cittadini. Oggi sono loro in difficoltà. Oggi il gestore di una pizzeria non ha bisogno di mangiare, non ha bisogno del pacco alimentare, perché scende e mangia un po' di quelle che sono le sue risorse di magazzino. Oggi ha bisogno di far fronte ai tanti impegni che ha contratto per far andare avanti la propria attività, e quindi noi chiediamo la possibilità di usare queste risorse anche per un prestito d'onore che siamo sicuri che quell'imprenditore che fino ad oggi ha mantenuto questo paese e questa nazione sarà in grado di ridarci non appena la situazione è mutata e cambia. Quindi io non sono assolutamente critico nei confronti del governo, si poteva fare di più e si poteva fare meglio. Oggi però faccio 2 proposte, lo dico da sindaco, da quello che ogni giorno intercetta i veri bisogni della gente. Dateci la possibilità di utilizzarli per pagare le bollette e per fare i prestiti d'onore. Questa è una richiesta concreta, non è semplice demagogia, non è nemmeno strumentalizzare, non è nemmeno prendere in giro la gente, però, come ho sentito fare ieri dal Presidente del Consiglio, quando dice che ci saranno 4 miliardi e 3 a disposizione dei comuni. Non è vero. Quelli sono soldi che i comuni hanno sempre avuto, che hanno sempre messo a bilancio e con cui fanno già fronte a tutte le spese che un comune deve sostenere. Grazie.
Allora così Luca De Carlo, poi sentiremo anche il presidente dell'Associazione Comuni Marca Trevigiana, Maria Rosa Barazza, che invece proprio in queste ore dice l'aiuto del governo è importante, può essere di più, ma non si può stracciare così un aiuto che arriva proprio nel momento emergenziale. Lo sentiremo più tardi, l'ex sindaco Barazza, che è presidente dell'Associazione Comuni Marca Trevigiana. Invece adesso mi volevo collegare con Mario Conte, adesso vedo se riesco a collegarmi proprio con lui, il presidente di ANCI Veneto, nonché sindaco di Treviso, per fare un po' il punto della situazione, che lui è stato molto critico nelle scorse ore, però ribadendo che non è il momento, insomma, delle polemiche. Questo probabilmente in un momento come questo, insomma, bisogna lavorare un po' tutti insieme, però certo quello che è arrivato, dice lui, è una sorta di elemosina. Ecco, vediamo se è collegato, vediamo se ci riusciamo a collegare. Fra pochissimo, eccolo qua, io lo vedo in video, vediamo se... Sindaco, mi vede? Lo vedo bloccato però, allora facciamo così, riproviamo fra poco, anzi riproviamo subito. Vi ricordo nel frattempo che fra mezz'ora circa ci collegheremo di nuovo con Marghera, quindi sentiremo un po' quali sono le novità, un po' vi abbiamo anticipato quelli che sono i dati del contagio, 8.724, eccolo qua, lo vedo. Sindaco, deve girare il video, se no la vediamo rovescio, eccolo qua, perfetto. Sì. Rotazione automatica, mi dicono in regia, deve mettere la rotazione automatica perché sennò così la vediamo stretto. E poi girare il telefono, facciamo così un piccolo check in diretta, eccolo qua. Adesso però vediamo tutto, bianco, rotazione automatica, eccolo qua, benissimo, eccolo qua, qualche problema tecnico. Allora, ecco il bello della diretta, assolutamente. Sindaco, allora, che dire, abbiamo sentito le parole del sindaco di Calalzo, l'onorevole De Carlo. L'abbiamo sentita anche ieri, insomma, lei ha parlato, insomma, di elemosina, le polemiche non sono mancate in queste ore, che dice? No, io dico che oggi il Paese di sicuro non ha bisogno di polemiche e questo è pacifico. C'è da dire che anch'io l'altra sera, quando purtroppo per l'ennesima volta veniamo a conoscenza dei provvedimenti, dei decreti, alla sera alle ore 20 piuttosto che alle 23 e poi dal giorno dopo veniamo subissati di richieste da parte dei cittadini e non siamo in grado di dare risposte, un po' mi arrabbio e quindi rischio di scivolare nella polemica. Io oggi voglio dire semplicemente questo: è stato fatto un provvedimento di distanziamento di 400 milioni di euro a tutti i comuni d'Italia. Dove sta il problema? Ben vengano soldi ai comuni, ai cittadini. Il problema è che la ratio di questa distribuzione è stata costruita su misura, ma proprio a detta dei ministri, per far fronte alle esigenze delle periferie e delle città del sud, contro le quali io non ho assolutamente nulla, ci mancherebbe. Ma le esigenze delle città venete sono nettamente diverse rispetto alla Sicilia, ma senza giudicare nessuno, cioè parlo proprio di esigenze e di necessità. Quindi dico, se un provvedimento deve essere fatto tout court, da sud a nord, e non si tengono conto che ci sono realtà, sensibilità, caratteristiche, esigenze diverse, si rischia di destinare dei fondi che poi non hanno un'efficacia importante e puntuale nel territorio. Se io devo mettere in fila, cioè in Veneto, quello che voglio dire, la rete del welfare, la rete del volontariato, la protezione civile, la sanità, le amministrazioni funzionano e funzionano bene. Quindi oggi noi abbiamo delle esigenze che sono molto più orientate al sostegno delle attività commerciali costrette alla chiusura. Perché? Perché riusciamo comunque a far fronte alle situazioni di povertà delle nostre comunità. Poi, per carità, ben vengano i fondi messi a disposizione per le spese ai nostri cittadini che noi utilizzeremo
non appena capiremo quali sono i requisiti. Però non possiamo non tener conto oggi che c'è un'esigenza legata all'economia del nostro territorio. Quindi, secondo lei, come andava modulata la cosa? No, dico che se il Comune di Treviso riceve 450 milioni di euro, 450.000 euro per far fronte a questa emergenza, il sindaco devo avere la libertà di decidere come poterli spendere, e invece sono vincolato a fare dei buoni spesa per spese alimentari. Cioè, capite che non è detto che per Treviso questa sia la primaria necessità, perché magari riusciamo a far fronte con altri capitoli di spesa. Tutto questo, poi ben vengano i soldi, ci mancherebbe, però lasciate la libertà ai sindaci di poter decidere dove investirli, perché il sindaco ha il termometro della situazione e soprattutto i cittadini che chiamano ci dicono di cosa oggi hanno bisogno. Per esempio, con quei 450.000 euro noi non possiamo darli ai cittadini per pagare le bollette piuttosto che pagare gli affitti, possiamo fare solo dei buoni spesa. Quindi credo che bene il fatto che arrivino dei fondi, meno bene il fatto che manchi il confronto con i territori. Certo. E quindi non si possono mettere in campo risorse in modo sartoriale per far fronte alle esigenze dei territori, che, ripeto, dal Veneto alla Sicilia sono diversi, ma non è colpa di nessuno, ci mancherebbe. Però la Sicilia oggi ha delle esigenze, il Veneto oggi ne ha altre. Tra l'altro il Veneto e la Lombardia, ci tengo a sottolinearlo, sono anche quelle due regioni che sono partite una settimana prima a far fronte all'esigenza e l'economia è stata messa in ginocchio. Quindi hanno, diciamo, una settimana di più di peso sull'economia. Quindi lei, insomma, dice ci volevano meno legacci, cioè bene lo stanziamento, però così non riuscivamo a muoverci. Quindi come farete allora adesso? No, ma poi voglio dire, anche comunicare alla gente che ai comuni vengono dati 4,7 miliardi di euro. Chiedo scusa, però significa illudere i cittadini e scaricare delle responsabilità ai sindaci che in realtà non possono far nulla, e spiego perché. Di questi 4,7 miliardi, in realtà 4,3, quindi la quasi totalità, sono soldi che sono già presenti nei bilanci comunali e hanno già una destinazione legata sicuramente al welfare ben definita. Cioè noi non abbiamo 4,3 miliardi di euro in più da destinare all'emergenza coronavirus, noi abbiamo solo quei 400 milioni che tra l'altro sono per tutti i comuni d'Italia. Certo. Allora, io credo non sia corretto in questa fase creare false illusioni o scaricare le responsabilità dal governo ai sindaci, responsabilità che comunque i sindaci si fanno carico e daranno nel migliore dei modi le risposte ai cittadini. Però bisogna essere corretti, siccome stiamo parlando di difficoltà, stiamo parlando di aspetti emotivi, stiamo parlando anche di aspetti della serenità. Non è corretto dire che da oggi i comuni hanno 4,7 miliardi da spendere, perché 4,3 sono già destinati per altre questioni sempre legate al sociale, ma che non dipendono dal coronavirus. Noi abbiamo soltanto quei 400 milioni che a fronte dell'emergenza che stiamo vivendo sono un'elemosina, divisi per 8.000 comuni italiani. Senta, allora, venendo a Mario Conte, sindaco di Treviso, in questo caso proprio localizziamo. Questa settimana è importante anche vediamo proprio le informazioni di servizio, l'aveva annunciato, cambia la modalità, la distribuzione delle mascherine, come sarà? Sì, allora noi abbiamo garantito una mascherina all'interno di ogni nucleo familiare con la prima forma di distribuzione con i check nei quartieri. Abbiamo già provveduto alla distribuzione della seconda parte delle mascherine appoggiandoci alle farmacie del territorio. Quindi a partire da domani chi si recherà in farmacia per fare i suoi acquisti potrà ritirare anche un'ulteriore mascherina per nucleo familiare. È fondamentale però che si vadano a ritirare nella farmacia più vicina a casa e soprattutto
dovranno portare con sé il documento per dimostrare di essere residenti nel comune di Treviso. Quindi le mascherine a partire da domani saranno disponibili all'interno delle farmacie comunali. In ogni caso sul sito del comune per i residenti. Farmacie presenti nel territorio comunale. In ogni caso, sito del comune, pagina Facebook, insomma ci sono anche i numeri di riferimento per chiamare se ci sono chiarimenti. Poi dovrebbe iniziare anche, l'aveva annunciato, questo gruppo, diciamo questa task force per rispondere poi ai cittadini, è così? Sì, certamente. Allora, quando questa emergenza ha più sfaccettature, non soltanto l'aspetto economico, lo dicevo prima, certo. C'è un aspetto morale, c'è un aspetto psicologico, ci sono famiglie che hanno delle difficoltà legate alla convivenza piuttosto legate a questioni legali, pregresse o pendenze che hanno. Quindi voglio dire, noi in questo momento vogliamo garantire la serenità ai nostri cittadini che chiamiamo a uno sforzo straordinario, quello di rimanere dentro casa. Quindi noi come comune tendere la mano a tutte quelle persone che oggi hanno semplicemente bisogno e che li accompagna nel trovare le soluzioni a quelle che possono essere delle problematiche temporali. Quindi nei prossimi giorni ci stiamo organizzando con un numero di telefono destinato. Questo progetto avrà anche un nome che stiamo definendo e metteremo in campo delle professionalità presenti all'interno della giunta, in consiglio comunale o comunque tra le varie associazioni e gli uffici comunali, proprio per far sentire la presenza del comune ai cittadini oggi in particolare sofferenza. Ultima cosa che le chiedo, tornando invece alla questione economica, lei ha detto un 35% di attività commerciali della Marca a rischio dopo l'emergenza, è così? Attività economiche? Infatti la mia amarezza nel senso di avere a disposizione dei fondi che sicuramente in parte possono essere utilizzati per far fronte alle necessità primarie quali la spesa, ma un'altra parte di quei fondi potevano essere utilizzati per sostenere quelle attività commerciali che davvero stanno rischiando di chiudere i battenti, ma per sempre, non fino alla fine dell'emergenza coronavirus. Questa è una preoccupazione che mi attanaglia, stiamo cercando di trovare quante più risorse possibili, però capite che la forza erogatoria di un comune è limitata rispetto a quello che può e deve fare lo Stato, può e deve fare l'Unione Europea. Però siccome, se voi vi ricordate, quando questa emergenza non era cominciata, si parlava, quando chiudeva un negozio era uno scandalo su tutti i quotidiani perché un negozio in meno. Oggi rischiamo di perdere il 30-35% delle attività commerciali della città. È un dramma nel dramma. Certo. Ecco perché chiediamo di essere liberi di poter intervenire in base a quelle che sono le esigenze del territorio. Ma le esigenze del territorio si creano e si formano grazie a delle eccellenze che abbiamo, che sono il volontariato, il welfare, la protezione civile, la sanità. Ogni regione, ogni città deve poter agire dove ha delle mancanze. Oggi io mi ritengo che siamo in grado di far fronte a tutte le esigenze legate alla nuova povertà come amministrazione comunale, non siamo però ancora in grado di far fronte alle problematiche legate al mantenimento delle attività commerciali. Grazie allora, grazie al sindaco Mario Conte, presidente di ANCI Veneto, e buon lavoro anche per le prossime ore e per i prossimi giorni. Grazie a voi, grazie sempre per il grandissimo lavoro di informazione corretta che state facendo. Sottolineo corretta, perché purtroppo nei social network continua a girare di tutto, notizie che creano confusione, che creano allarmismo, che creano speranza e sono infondate. Quindi l'appello che faccio ai cittadini è quello di continuare ad ascoltare i canali ufficiali, tra i quali c'è ovviamente Antena 3. Grazie sindaco, grazie davvero, grazie, buon lavoro. Allora così sindaco, avete sentito tante cose e questa problematica è quella sottolineata proprio in queste ore dai sindaci, cioè non riuscire a utilizzare in modo specifico questi fondi che arriveranno. È una delle obiezioni che poi solleveremo e cercheremo anche di capire con qualche magari esponente del governo nelle prossime ore.
mentre credo che a Marghera si stia predisponendo la solita sala stampa in attesa del governatore Zaia, il sindaco Mario Conte parlava delle tante esigenze di questa situazione, non solo economiche, eccetera, ma anche psicologiche. Allora, ieri sera il nostro Christian Arboit aveva in collegamento Skype, nell'ultima parte dell'edizione straordinaria, la psicologa Alberta Xodo, che ha parlato proprio di questo, di diverse sfaccettature, partendo anche da una purtroppo notizia di cronaca di ieri di un 55enne di Rubano che si è tolto la vita, aveva scoperto di essere positivo al coronavirus. C'è questo, ma c'è anche poi come stanno passando i bambini, soprattutto più che i ragazzi, questo momento di quarantena, di isolamento, un momento non facile. Allora, sentiamo cosa ha detto la psicologa Alberta Xodo ieri a Christian Arboit durante la nostra edizione straordinaria, nell'ultima parte. Noi in questo momento dobbiamo pensare che ci sono diversi livelli di fiducia che noi dobbiamo stabilire e che in un momento o nell'altro possono entrare in crisi. Noi abbiamo un livello istituzionale di cui tenere conto, tutto quello che riguarda tutto quello che riguarda le disposizioni, le precauzioni che ci vengono suggerite dalle istituzioni, ma anche la vicinanza del sindaco, degli assessori che abbiamo sentito anche nei vostri servizi. C'è un livello di comunità di cui tenere conto, una fiducia di comunità che rischiamo talvolta di perdere in una situazione di emergenza. La rete di vicinato non è solamente capire chi è che sta uscendo di casa per portare la spazzatura o portare fuori il cane e chissà se ha la certificazione, chissà se realmente quell'uscita è un'uscita necessaria. La rete di vicinato è anche altro, la rete di vicinato è riuscire a individuare anche quelle che sono le situazioni di fragilità, le situazioni che in questo momento possono essere anche situazioni a rischio. C'è un livello familiare. La famiglia è ovviamente una risorsa fondamentale in questo momento. I bambini delle elementari hanno una serie di reazioni molto spesso che sono dovute non solo al fatto di non poter uscire di casa, ma anche rispetto al fatto di avere diverso accesso alle tecnologie rispetto ai ragazzi, per esempio, delle medie o delle superiori. Il loro tempo, che era un tempo che era prettamente basato sulla scuola, è un tempo che in questo momento rischia di essere vuoto di relazioni, non di compiti, perché comunque insegnanti bravissimi continuano a inviare compiti, inviare materiale di apprendimento, si stanno organizzando in modo encomiabile in tantissimi aspetti. Manca molto spesso l'aspetto relazionale, che è quello che a livello di apprendimento poi fa la differenza. I bambini in questo momento possono essere molto più capricciosi, potremmo dire, molto più aggressivi in alcuni momenti, in alcune manifestazioni, o avere anche dei comportamenti di tipo regressivo, quindi per esempio avere quei comportamenti che sembrano da bambini un po' più piccoli. I ragazzi più grandi invece vediamo che stanno riuscendo ad organizzare meglio il loro tempo e anche a trovare maggiori risorse personali, anche perché riescono ad entrare in contatto maggiormente con quella che è la loro rete sociale. Questo è importante per tutti i genitori, insomma, che hanno i bimbi in età elementari o poco meno, insomma, se notate queste manifestazioni magari di maggiore nervosismo è normalissimo, perché la mancanza è quella di relazioni più ancora che dei compiti. Ecco, questo è importante anche per gestire al meglio la vita familiare, che insomma non è facile in questo momento, anche se poi c'è quell'altro lato, diciamo, più creativo, che ci porta poi a vedere i vostri lavori di Andrà tutto bene, e non solo, ce ne sono anche altri oggi che vi faremo vedere. Torniamo invece a parlare dell'epidemia, o meglio della pandemia purtroppo, e cioè la questione case di riposo. E allora dicevamo Merlara, dove ancora i decessi continuano e la situazione è sempre più drammatica. Allora il nostro consueto, diciamo, bollettino della mattina con il sindaco in prima linea, sentiamo. Siamo arrivati quindi a 22.
22 anziani deceduti all'interno della casa di riposo di Merlara. La comunicazione, come sempre, arriva dal sindaco del piccolo comune della Bassa, Claudia Corradin, anche lei positiva al Covid-19. Il bollettino drammatico è stato aggiornato lunedì mattina all'alba perché nella notte un altro ospite è morto dopo essere stato contagiato dal coronavirus. In ospedale ce ne sono soltanto 2. Gli altri sono lì e io non sono medico, per cui non posso più di tanto intervenire e fare diagnosi eccetera, però mi dicono che non stanno male, però non mangiano. Una situazione difficile per gli ospiti rimasti che piano piano vedono morire i loro amici. Intanto in mattinata hanno preso servizio all'interno della struttura di Merlara 5 nuovi infermieri e un medico militare. Sono arrivati 5 infermieri e un medico militare, hanno preso alloggio in un paese qua vicino e presumibilmente ci restano 2 o 3 settimane, sicuramente fino a Pasqua, nella speranza che gli altri operatori negativi nel frattempo, positivi nel frattempo diventano negativi e possano riprendere il servizio, e intanto dare un po' di respiro a quelli che così in questi 20 giorni non hanno mai avuto ore di riposo. Anche il sindaco Claudia Corradin dice di essere in ripresa, la febbre è passata, restano il mal di testa e la tosse. Adesso dovranno farmi, scaduto il tempo, 2 tamponi, se risultano negativi posso riprendere la mia attività. Insomma. E il vice sindaco come sta invece? No, sta abbastanza bene, a lui ha già superato, ha già fatto un tampone e adesso domani o dopodomani deve fare il secondo e se i risultati sono negativi può tranquillamente riprendere il suo lavoro. Anche a Monselice si è registrato purtroppo un nuovo decesso in una casa di riposo, mentre in quella di Galzignano Terme è aumentato solo il numero dei contagiati. Torniamo alla cronaca sempre dal Padovano. Avete sentito prima la notizia del bar a Maiane di Martellago che nel retrobottega offriva spritz e alcolici, diciamo, abusivamente. Questa è una notizia invece che viene da Campo San Piero e che ha a che fare con una persona ubriaca. Sentite cosa è successo. Inseguimento sabato notte tra via del Plebiscito e la frazione di Meianiga a Cadoneghe. Gli uomini delle volanti, infatti, hanno intercettato all'altezza di via Cardinal Callegari, all'1:40, un veicolo con 2 persone a bordo che, alla vista della polizia, ha cercato di far perdere le proprie tracce. Ne è nato un inseguimento che si è concluso a Cadoneghe, in zona Meianiga, quando l'auto, con i 2 fuggitivi, affiancata dalla volante, ha sbandato ed è stata fermata. L'autista, un 24enne di Campo San Piero, incensurato, è stato sottoposto ad alcol test ed è risultato positivo. È stato denunciato quindi per guida in stato d'ebbrezza, resistenza pubblico ufficiale e sanzionato per aver violato le prescrizioni sull'emergenza Covid. Anche il passeggero del veicolo, un 25enne pregiudicato, è stato indagato per aver violato le norme per il contenimento del coronavirus, essendo uscito di casa senza un valido motivo. Avete sentito, purtroppo continuano comunque questi casi, nonostante la maggioranza dei veneti sia ligia alle norme. Lo testimoniano anche ad esempio alcuni dati. A Treviso nell'ultima settimana poche le denunce, quindi a significare che la situazione è certamente migliorata rispetto alle scorse settimane. Insomma, si è recepito il messaggio di una settimana cruciale, che è quella nella quale siamo entrati con questa giornata, e quindi è fondamentale questo approccio, anche se, come abbiamo sentito, ci sono ancora casi come questi. Tornando invece alla convivenza, diciamo, forzata, c'è un altro aspetto, che è quello che riguarda, diciamo, gli sportelli che si occupano della violenza sulle donne. Siamo sempre in attesa, come sempre, della conferenza stampa di Zaia, chiaramente pronti a poi andare direttamente nel caso iniziasse, ma siamo a ridosso, ancora qualche minuto. E il telefono rosa di Treviso a questo proposito ha lanciato un appello alle donne che in questo momento possono trovarsi in difficoltà dentro alle mura domestiche. Perché si trovano a contatto con quei mariti o quei compagni magari che non hanno degli atteggiamenti positivi, nei peggiori casi le picchiano e si trovano in questa situazione paradossale. Allora l'appello del telefono rosa di Treviso.
Non hanno mai smesso di seguire le donne in difficoltà, vittime di violenza all'interno delle mura di casa, e dopo il primo decreto hanno attivato un servizio di ascolto 7 giorni su 7 via mail, Facebook e Skype, raccomandando a chi li contattasse di cancellare sempre la cronologia. Le richieste sono aumentate. Che tipo di richieste ci sono state? Variegate, quindi dalle donne che effettivamente avevano già contattato le forze dell'ordine, alle donne che ci hanno detto un paio, ci hanno riferito ma lui è stranamente tranquillo, alla richiesta di colloqui con le avvocate, e abbiamo deciso di riaprire quindi i contatti telefonici, quindi tutte le consulenze psicologiche che erano state sospese, e quindi abbiamo ipotizzato che la donna potesse avere delle difficoltà a contattarci. Gli spazi ristretti nei quali stiamo vivendo, lo stato d'ansia legato all'emergenza possono far aumentare le situazioni di disagio e violenza in casa, così come conferma la psicologa del centro antiviolenza di Treviso, Monica Inio. Perché adesso con la limitazione al pronto soccorso, noi parliamo per Treviso che tanto si è lavorato, e grazie ai ragazzi del Rotaract di Treviso è stata allestita la Stalla Rosa, quindi era un valore aggiunto per le donne che già al triage potevano avere una corsia preferenziale. Tutto questo non è possibile perché sono le donne stesse che hanno paura di io non vado al pronto soccorso, e anche in questo bisogna lasciare spazio poi ovviamente alle gravissime difficoltà che medici, operatori sanitari e sociosanitari hanno in questo periodo. Con l'emergenza coronavirus la Polizia di Stato ha aperto le funzionalità dell'app YouPol anche per segnalare casi di violenza domestica. Poi ricordiamo che esiste anche il call center nazionale 1522 che segnala il centro antiviolenza più vicino. Così allora il telefono rosa, importante ovviamente restare diciamo come sentinelle sul territorio su questo fronte. Vi leggo due aggiornamenti, due aspetti interessanti in attesa della conferenza stampa di Zaia. Il primo riguarda la comunità islamica di Treviso in questo caso, ed è un appello che viene da Abdallah Khezraji, storico rappresentante della comunità musulmana nel Veneto, che si rivolge a sindaci e alla regione. Rimpatriare nei paesi d'origine le salme degli stranieri residenti in Italia di fede musulmana ora è impossibile. Chiediamo, crede Khezraji, che siano creati spazi per la sepoltura distinti dai cimiteri cristiani. L'istanza appunto che arriva da Khezraji, il caso recente citato è di un islamico deceduto 2 giorni fa per una malattia a Montebelluna, rispetto al quale risulta difficile individuare una soluzione a breve. La religione non consente infatti la cremazione ed esige la sepoltura esclusivamente per inumazione, perciò non all'interno di loculi o altri manufatti, mentre è comunque in crescita il numero di discendenti che risiedono stabilmente in Italia e che vorrebbero poter conservare i resti dei propri cari vicino a casa. In questa situazione non possiamo che cercare di conservare le salme degli obitori, il più lungo possibile, prosegue Khezraji, ma il problema potrebbe essere superato se, anche all'interno dei cimiteri locali, fossero ricavate aree distinte da quelle cristiane ed armonizzate con i riti funebri islamici. Questa è la richiesta di Khezraji, un tema al quale in passato più volte era stato fatto cenno e che l'emergenza coronavirus oggi, a causa delle difficoltà dei collegamenti aerei, ripropone con una certa urgenza. Questo è l'appello di Khezraji. Un'altra cosa che riguarda comunque anche l'estero è questa, e viene dalla rivista, una delle riviste scientifiche più importanti al mondo, Lancet, che dice il Covid-19, questo è uno scenario che potrebbe riguardare i prossimi mesi e quindi bisogna fare molta attenzione anche a questo scenario. Il Covid-19 con il suo carico distruttivo continua ad avanzare verso ovest e la prossima ondata, dice la rivista scientifica in un suo editoriale, la prossima ondata si abbatterà su Africa e America Latina. Il 13 marzo l'Europa è diventato il centro della pandemia, scrive la rivista Lancet, ma inevitabilmente la prossima ondata di infezioni colpirà l'Africa, dove finora sono stati segnalati casi in 41 stati, e l'America Latina con Brasile, Messico, Perù e Cile che ne contano già centinaia o migliaia. La maggior parte degli stati africani e latinoamericani ha solo poche decine o centinaia di ventilatori e molte strutture sanitarie non hanno nemmeno le terapie di base come l'ossigeno.
I sistemi sanitari più fragili presto saranno sopraffatti dalla diffusione dell'infezione che troverà facilmente strada tra gli strati più poveri della popolazione, costretti a vivere in aree urbane sovraffollate e povere, spesso prive di servizi sanitari di base, senza la possibilità di autoisolarsi, senza periodi di malattia retribuiti o sistemi di sicurezza sociale. Contro questa minaccia l'OMS ha lanciato il programma di finanziamento Covid-19 Solidarity Response, che ha raccolto oltre 70 milioni di dollari, e alcune organizzazioni regionali hanno preso dei provvedimenti decisi. Però alcuni governi stanno rispondendo rapidamente, ma altri non hanno ancora preso seriamente la minaccia, ignorando le raccomandazioni dell'OMS di evitare eventi di massa. L'Europa e gli Stati Uniti hanno mostrato che la scelta di rimandare non paga. È fondamentale, conclude Lancet, che la comunità globale tragga vantaggio dallo spirito di cooperazione emerso in queste settimane per evitare di ripetere questo errore nei paesi più vulnerabili. Questo è l'allarme di Lancet, cioè nel momento in cui si diffonderà maggiormente in Africa e in America Latina, quegli stati devono essere preparati e devono essere evidentemente aiutati, altrimenti il problema non finirà a livello globale. È ovviamente l'allarme che un po' tutti hanno pensato, ma trova una validazione scientifica adesso che il contagio appunto si dipana più forte. Eccolo, vedo il governatore Zaia e allora andiamo da lui. Buongiorno a tutti. Un saluto anche a tutti quelli che sono collegati con le dirette da casa. E passerei subito a darvi i dati del bollettino quotidiano e dopodiché dirvi alcune comunicazioni. Al momento noi abbiamo fatto praticamente 100.000 tamponi, sono 588 tamponi. Abbiamo quasi 20.000 persone in isolamento, 8.724 delle quali positive, (2.000 ricoverati, 1.989, insomma sono 2.000 ricoverati ormai, 2 grandi ospedali come dico sempre, sono 2.000 letti dedicati a questi pazienti, ai quali si aggiungono altri 8.000, quando sono 8.060, si aggiungono praticamente 8.860 letti dedicati a pazienti non coronavirus, 747 dimessi, vedete cresce il numero dei dimessi, 356 persone in terapia intensiva, (413 persone che hanno perso la vita, quindi morti, e 74 nati. Vi do un altro dato statistico, che è quello del servizio inoltre. Nei primi 10 giorni il servizio psicologico, di supporto psicologico, ha avuto 1.680 chiamate con 650 colloqui psicologici. 1.680 chiamate con 650 colloqui. Allora, ci giochiamo la partita questa settimana, è la settimana cruciale. Lo è perché lo vedete da voi stessi negli indicatori, lo è perché il tema dell'isolamento e delle restrizioni ha pagato, sta pagando perché abbiamo comunque un ritardo di 5 giorni sul modello, il che vuol dire che stare in casa, non uscire per nulla, uscire solo se è strettamente necessario, evitare di andare 10 volte al giorno al supermercato e altre restrizioni del genere, i famosi 200 metri, ecco, tutte queste attività ci hanno aiutato sicuramente a rallentare la diffusione del contagio. Quindi il mio ringraziamento va ai veneti che si sono dati veramente da fare. Sto preparando un'ordinanza per vedere di riuscire a procrastinare almeno di un po' il tema delle restrizioni, se sarà necessario, in virtù dei dati che avremo questa settimana. Per noi è cruciale questa settimana, perché avendo noi il picco programmato intorno al 15 di aprile, significa che questa settimana e la prossima sono fondamentali, ma già da questa vedremo come andrà e che trend ci sarà.
Oggi abbiamo fatto più riunioni, ci siamo ovviamente impegnati in particolar modo nella riunione con i direttori generali per parlare della vicenda delle case di riposo, come abbiamo fatto ieri e anche l'altro ieri. Vi ricordo, anche se qualcuno non se ne fosse accorto, che con le case di riposo abbiamo da subito adottato provvedimenti restrittivi. Vi ricordate le polemiche di quelli che dicevano ma chiudete, non si possono più fare le visite, eccetera. E quindi c'è tutta una serie di provvedimenti che sono stati adottati. Ovviamente adesso stiamo continuando a testare con test e tamponi gli ospiti per capire quale sia lo stato ovviamente di diffusione del virus anche all'interno delle case di riposo. Paghiamo purtroppo lo scotto di quello che poi diventerà la storia di questo virus, che è il virus delle case di riposo, come è accaduto in Lombardia, come accade in Piemonte, come accade in Emilia Romagna, parlavo anche ieri col collega Bonaccini, come accade in tante altre regioni. Abbiamo predisposto questa task force che entra tutti i giorni con i tamponi, cerchiamo di capire quali sono le situazioni nelle quali, e ve ne sono di realtà dove si è fatto un buon lavoro, si sono isolate aree, diciamo ali degli edifici per dedicarli ai positivi, separando i positivi dai negativi, che questa è la condizione di base. Dopodiché è anche vero che in contesti come questi, noi abbiamo 30.000 ospiti nelle case di riposo, in contesti come questi dove c'è sostanzialmente, si vive confinati, dove il ricambio magari d'aria è forzato, non è quello dell'apertura delle finestre e quindi del condizionamento o quant'altro, crea, diciamo, il contesto per diffondere ancora di più il virus. Stiamo finendo questa attività, ovviamente seguiamo anche nelle cure, i dispositivi da giorni vengono forniti, perché da giorni, non dall'inizio, perché all'inizio abbiamo anche addirittura mandato, ad esempio, le mascherine che sono arrivate dalla protezione civile o quelle che abbiamo realizzato, abbiamo mandato tutto quello che avevamo perché non avevamo forniture. Adesso siamo in una condizione nella quale forniamo alle ULSS più o meno 250.000, 300.000 dispositivi al giorno, adesso c'è offerta di materiale, a differenza di 10 giorni fa, 2 settimane fa, 3 settimane fa, che era impossibile, si pagava a peso d'oro anche una mascherina chirurgica. Oggi se trovate qualcuno in giro che vi dice che le mascherine chirurgiche non ci sono, vuol dire che non le ha comprate, punto. Noi ne abbiamo comprati 13 milioni e mezzo di mascherine. Guardate, no, queste sono le altre. Comunque potete scrivere con tranquillità che 13 milioni e mezzo le abbiamo comprate. Abbiamo una partita di FP2 che arriva, che sono 2 milioni di mascherine. Stiamo comprando e abbiamo comprato le FP3, insomma stiamo andando a regime, tanto è vero che tutte le mattine inviamo il fabbisogno più un tot per ogni ULSS da dedicare ai centri servizi e ovviamente alle case di riposo. Qualcuno l'altro giorno si è, come si può dire, forse ha mal interpretato le mie parole quando ho detto ma non siamo noi quelli che dovrebbero dare le mascherine. No, noi le diamo le mascherine, le diamo alle case di riposo, le diamo ai medici di base, le diamo a tutti quelli che le chiedono se ce le abbiamo. Ma ho semplicemente detto non è che siamo noi in tempo di pace che dobbiamo preoccuparci del magazzino di una casa di riposo o di qualcun altro. Adesso c'è emergenza, facciamo in modo di dare questa copertura, però vorrei che non passasse il concetto che è un obbligo di legge, lo facciamo volentieri, non voglio essere mal interpretato, ma siccome ho letto qualche commento, la Regione non mi dà le mascherine, la Regione se ce le ha te le dà volentieri, se non le trova neanche lei le mascherine non te le dà, cioè non è che funziona vai avanti te che a me non viene da ridere. Per cui dico adesso ci sono, le stiamo distribuendo, prima non c'erano. Noi abbiamo avuto i nostri dipendenti che usavano per più giornate la stessa mascherina chirurgica. Abbiamo dipendenti che non cambiavano la mascherina FP2 o FP3 all'interno delle terapie intensive dove il virus gira come nella Formula 1. Cioè questa è la situazione nella quale ci siamo trovati a lavorare. Adesso si va verso una normalizzazione che è normalizzazione per tutti. Ci tenevo a dirlo perché non vorrei mai che qualcuno pensasse che avevamo i magazzini pieni e non davamo mascherine a chi ne aveva bisogno, perché sarebbe delinquenziale una roba del genere. Ve lo dico io,
sarebbe delinquenziale. Purtroppo mascherine, la grande massa è in arrivo questa settimana, ce ne sono arrivate la scorsa settimana, per cui adesso siamo in grado anche di distribuire, punto. E la preoccupazione sulle case di riposo è tanta, è alta, voi sapete che abbiamo avuto una quarantina di decessi che vanno sommati a quelli che io ogni giorno vi do, perché i decessi delle case di riposo hanno ovviamente una contabilità a parte. Noi parliamo di decessi in ospedale, quelli che avevano in ospedale. Cioè, hanno avuto una quarantina di decessi, il candidato tipo di questo virus è una persona anziana, pluripatologica, cronica, che ha diverse patologie e in casa di riposo trova tutte queste caratteristiche. Nelle case di riposo c'è anche da aggiungere che abbiamo anche il grande tema degli operatori che si sono infettati, degli operatori che sono positivi e anche loro poveri in virtù del fatto che non avevano dispositivi, perché poi bisogna dire fino in fondo come stanno le cose. E abbiamo parlato questa mattina anche con l'università, ho fatto un incontro con il professor Rizzuto e anche il professor Rizzuto, il magnifico rettore che era accompagnato dal professor Merigliano, il presidente della scuola di medicina. Anche loro hanno espresso ovviamente la volontà di esserci a fianco su questa partita e ovviamente per le attività da farsi nelle case di riposo. Per quanto riguarda le modalità, vi dicevo, la separazione tra positivi e negativi è fondamentale, per cui dove è possibile farla la si fa in loco, dove non è possibile farla bisognerà eventualmente predisporre lo spostamento della quota minoritaria tra i positivi e i negativi. Se 50 positivi e 5 negativi mi sembra logico che quella casa di riposo diventa un Covid center per le case di riposo per i positivi, perché i 5 negativi li porteremo da qualche altra parte. Questa mattina abbiamo chiuso, sempre per restare in tema, il piano di sanità pubblica nuovo, al quale stavamo lavorando già da giorni, che non parla solo di case di riposo, parla un po' di rimette in asse tutte le attività da farsi in virtù delle nuove direttive, in virtù delle nuove conoscenze che abbiamo. Voi avete capito, questo è un percorso che facciamo. Un giorno ho detto, guardate, come andare in una giungla col macete e aprire un percorso nuovo, perché questo è il coronavirus. Pensate solo che questa mattina il professor Galli, che è un luminare, dava i consigli per la convivenza in casa con un positivo. E lui diceva, guardate, bisogna vivere intanto tutti con la mascherina, se c'è un positivo in casa, avere norme igieniche estreme e poi avere possibilmente, se c'è la possibilità, avere addirittura servizi igienici separati, uno da dedicare al positivo. E giustamente è stata posta la questione, e chi ha un solo bagno in casa? Beh, diceva, guardate, oltre all'igiene estrema e quando il bagno viene usato bisogna abbassare velocemente il coperchio del water, tirare l'acqua e disinfettare. E attenzione, ha detto, perché anche l'aerosol fecale, non serve che stia a spiegarvi che cos'è, anche quello veicola virus. Cioè, questa è la bestia con la quale abbiamo a che fare. Voi capite che è un mondo che è cambiato rispetto alle normali pratiche. Per cui, alla luce di tutti questi aspetti, vi anticipo già che nel piano di sanità pubblica è previsto che entro il 5° giorno facciamo un test a tutti coloro che sono a casa malati, quindi viene modificata la linea e anche codificata meglio. Si fanno ovviamente tutta una serie di attività e questo in virtù del fatto che c'è questa novità, che adesso siamo anche autorizzati a fare le infusioni di idrossiclorochina a domicilio. Questo per partire nelle prime fasi direttamente del malato e accompagnarlo e evitare l'ospedalizzazione per quanto sia possibile. Poi dopo nel pomeriggio, adesso lo stampiamo il piano perché ormai è concluso, nel pomeriggio ve lo diamo, così vedete un po' tutte le attività, comprese le case di riposo che sono dentro, sono citate, e c'è tutto quello che diamo come indicazione ai nostri operatori, compresa la task force e tutto quello che abbiamo detto. Abbiamo parlato con i direttori generali, in particolar modo, dopo lascio la parola anche all'assessore Lanzarin, abbiamo parlato dei direttori generali anche qui di case di riposo. L'indicazione che abbiamo dato di fare un ulteriore colloquio con i responsabili
questo è fondamentale, e assolutamente essere performanti al massimo, perché noi qui stiamo parlando di salvare la vita ai nonni, ai nostri nonni, in condizioni non facili, perché se avessimo avuto presidi e indicazioni diverse, guardate, la verità sapete qual è? Che se il virus, se potessimo riavvolgere il nastro e ripartissimo da zero, penso che la vera azione da fare, e il consiglio che darei io a chiunque, la vera azione da fare in arrivo con un virus cattivo come questo è quello, ammesso non concesso che si riesca a fare, è quello di isolare tutti gli over 70. Questa è l'operazione da fare. Difficile, perché devi avere alberghi, utilizzare strutture, mettere in camere singole e isolare gli over 70. Questa è l'azione da fare. Un'azione purtroppo che non è stata fatta per un semplice motivo, che le indicazioni non erano queste. Noi ci siamo rifatti anche le linee guida. Cerchiamo di recuperare il tempo perso, perché se avessimo avuto tante indicazioni oggi non staremmo qui a perdere tempo con tante altre robe che abbiamo fatto inutilmente. Vi dico solo che fino a una settimana fa l'indicazione era quella di dire che la mascherina la deve utilizzare il sintomatico. Quante volte l'avete sentita questa frase? La mascherina la devono usare tutti. E quando noi ci siamo messi a stimolare questa produzione di mascherine, qualcuno diceva: ah, ma cos'è un'operazione di marketing? No, è l'unico sistema per dare uno straccio di mascherina a chiunque e fargliela avere, perché vorrei anche ricordare che ci vuole un po' di memoria storica. Fino a 10-15 giorni fa c'era il panico sul tema delle mascherine. Lo dicevo ieri con l'assessore Bottacin che è qui, noi le abbiamo comprate su Amazon 10 giorni fa, ci sono arrivate 2 giorni fa. Proprio per fare una prova, per capire se ce n'erano quantomeno in rete, perché tutti dicevano che c'era. Ecco, siamo riusciti a trovarle. Adesso l'appello che faccio io, ne faccio uno: ai supermercati, alle farmacie. Adesso qualcuno dirà: Zaia deve farsi i cazzi suoi. No, io mi faccio i cavoli miei, però sta roba la dico. Io vedo che sul mercato a noi ne offrono vagonate di mascherine chirurgiche. In questo momento ce le stanno offrendo. La preghiera che faccio agli operatori: mettetevi assieme, perché è vero, sono quantità grosse, compratele e mettetele in vendita nei banchi dei supermercati, nelle farmacie, perché adesso che, guardate, a noi arriveranno, vi do la mia parola d'onore, almeno una decina di offerte al giorno. Parlo della chirurgica. Quindi in questa fase bisogna fare in modo che i cittadini le trovino da acquistare. Cioè è un acquisto che lo si fa, insomma, le mascherine chirurgiche le offrono a noi, i prezzi che ci offrono sono dai 55 centesimi la cinese di OCG, cioè che parla ancora cinese, a quella diciamo più occidentale che viene a costare 88 centesimi, €1, quelle proprio fatte in casa, made in Veneto da un'azienda veneta. Questo è il range. Quindi uno, se si compra 10 mascherine, sa che ha tutta la sua autonomia per uscire, per andare in giro o quant'altro. Sto parlando delle chirurgiche. Quindi l'auspicio è che si possa fare in modo che le forniture arrivino ai grandi distributori dei centri di vendita, e oggi i centri di vendita sono i supermercati e le farmacie, in maniera tale che i cittadini comincino a poter approvvigionarsi di mascherine, perché è fondamentale. Noi ne abbiamo, le diamo, però fino a lì arriviamo, dobbiamo anche pensare ai nostri 50.000 dipendenti e ai 30.000 degenti, oltre ai dipendenti delle case di riposo. Per cui io sento molti cittadini che dicono: se le trovassi in vendita le comprerei, perché poi diciamocelo, alla fin fine continuiamo, poi Bottacin vi dirà la partita di queste mascherine, noi stiamo continuando a distribuire e stiamo buttando fuori milioni di pezzi. Guardate, c'è qualcuno che fa il premio Nobel su sta robe, che molto probabilmente non utilizzerà mai la mascherina, ma c'è un popolo che ci ringrazia, perché dice: almeno mi arriva qualcuno che mi ha mandato una mascherina a casa. Bene, e penso che questo sia assolutamente utile. Attenzione che il piano di sanità pubblica è importante per noi da un punto di vista operativo. Se avete domande io non aggiungerei altro oggi. Prego. Allora facciamo un primo giro, poi facciamo i quotidiani e poi rifacciamo l'ultimo giro. Vabbè, l'importante fate veloci che ho giù fretta. Presidente, a proposito dei tamponi, no? Il Veneto ha questo record di tamponi, insomma, anzi tutti dicono che bisogna seguire adesso questo modello. Vengono segnalati ritardi sugli esiti dei tamponi. Beh, sì.
Ne abbiamo quasi 6.000 in attesa. Questo, al di là del dato statistico, immagino che si faccia quello che si può, insomma, certo, in questo momento, però siccome si parla anche di attese che arrivano anche a 5-6 giorni, questo magari può provocare una certa ansia in chi aspetta l'esito. Allora, guardate, intanto chi aspetta l'esito di un tampone è in isolamento fiduciario, in alcuni casi anche oggetto di cure. Stiamo parlando di tamponi che si sono accumulati perché c'è stato il problema dell'organizzazione con i reattivi che mancano, che ci stiamo facendo, e quindi delle due l'una: o tamponiamo e si aspetta, o non tamponiamo e non si aspetta. E vorrei far capire che non è disorganizzazione, a punto tale che noi abbiamo dotato tutte le strutture ospedaliere intanto di una macchina della Diasorin che fa il tampone veloce per chi accede tramite pronto soccorso. Ma non è una macchina che fa diagnostica di massa, fa ogni ora 8 li fa in automatico, fa 8 diagnosi su 8 tamponi. Dopodiché abbiamo comprato una nuova macchina che stanno allestendo all'Università di Padova, che fa 7.000 tamponi al giorno, la macchina che abbiamo comprato ci è costata 400.000 euro e stiamo tentando di comprarne un'altra anche per l'Università di Verona per fare tamponi. Dopo abbiamo tutte le macchine, posso anche dirlo, della Roche in giro per il Veneto, però hanno un problema, il reattivo, nel senso che adesso il fattore limitante è che la fornitura è reattivo, perché il mondo intero cerca reattivi, il mondo intero cerca mascherine, cercano tamponi, cercano tutto quello che vi viene in mente. Quindi è vero quello che dici te, però adesso abbiamo una novità in più, lo vedrete nel piano di sanità pubblica. Abbiamo in arrivo in queste ore 752.500 test rapidi, perché da un'esperienza ovviamente scientifica ne viene fuori che il test non sostituisce il tampone, però è pur vero che al quinto giorno di sintomi gli esperti ci dicono che la risposta anticorpale ci dovrebbe già essere, per cui cercheremo di integrare tamponi e test sempre con l'ottica di screenare, quindi di testare la popolazione. Prego. Volevo chiedere, i medici albanesi che sono arrivati a Verona sono destinati solo alla Lombardia o verranno anche in Veneto? No, risulta solo Lombardia a noi. Sì. Anche in Veneto invece no? No, se ci sono ne prendiamo atto e ringraziamo, ma no. Proprio sulle restrizioni, lei pensa alla chiusura dei mercati? Stiamo valutando questo, non solo alla luce delle foto, delle immagini di Padova, in generale, perché comunque ci vengono segnalati problemi sui mercati in giro per il Veneto, dati dal fatto che non c'è la regimentazione che ha un supermercato, che mette in fila le persone, che hanno la mascherina. Lì c'è invece l'ammassamento davanti al banco della frutta, della verdura, dei formaggi o dei salumi, e questo, diciamo, se volessimo proprio lavorare di fino, non è proprio il massimo della soluzione. Solo quello, ci può dire anche qualcos'altro di Veneto? Stiamo valutando anche altre misure, ma ripeto, non per una vena di sadismo, perché vediamo che un modello che rallenta di 5 giorni rispetto al modello di riferimento vuol dire che l'unico beneficio è quello delle misure. Oggettivamente gente in giro non ce n'è, e se non c'è gente in giro, a parte qualche guascone che ha organizzato sto fine settimana l'aperitivo nel cortile l'happy hour nel cortile del condominio, perché poi a me le foto le mandano tutti, cioè io sono un ricettaco di foto. Tutti i trasgressori io ce li ho fotografati, c'ho signore che fanno footing per i campi, gente che va in giro col cagnetto, ormai io so i segreti di tutti coloro che sono andati oltre i 200 metri. Però dico, fate attenzione, non è uno stato di polizia. Peraltro ho visto dei verbali della polizia, sto scrivendo ai prefetti, che hanno multato delle persone che secondo il nostro ufficio, l'avvocatura, il nostro ufficio legale, non legittimamente, cioè hanno contestato l'uscita di casa pur essendo all'interno dei 200 metri per futili motivi. Invece per futili motivi entro i 200 metri si può uscire rispetto all'ordinanza, futili motivi per sgranchirsi le gambe, per fare 2 passi, per fare una passeggiata. Quindi alcuni hanno avuto questa contestazione anche con l'applicazione di una multa. Adesso noi scriviamo ai prefetti, faremo un parere, secondo noi è impugnabile.
Un'ultima cosa volevo chiedere, è vero che sono arrivati gli infermieri dell'esercito a Merlara? Sono arrivati degli infermieri, quanti giorni fa? Ieri, degli infermieri, sì. Sì, ma penso 2 o 3 infermieri, quanti sono? 3 infermieri, anche perché a Merlara abbiamo avuto il problema, considerate che noi siamo sotto pressione, abbiamo 2000 persone ricoverate, abbiamo l'ospedale in questo momento ha circa 11.000 persone ricoverate, i nostri ospedali del Veneto, abbiamo 600-700 persone in isolamento con la positività, per cui lì a Merlara erano tutti positivi, quindi sono arrivati degli infermieri dell'esercito in quella casa di riposo. Presidente, lei ha parlato di soft landing e di una patente del guarito per la fase in cui si inizierà a scendere il picco di contagio. Guardi la TV degli altri te anche. Bravo. Ah sì? No, io ho detto semplicemente che stiamo lavorando. No, il soft landing è riferito a questo, cioè finisce il virus, non è che si aprono le porte, le finestre e qua facciamo 10 giorni di movida per recuperare il mese e mezzo, non sarà così. Dovremmo ancora pian piano, come si può dire, il soft landing vuol dire atterraggio morbido, no? Dovremmo pian piano dismettere la mascherina, dovremmo pian piano avere uno screening sempre più perfetto della popolazione. E per dire, chi ha gli anticorpi è confermato negativo e ha gli anticorpi può avere la patente di essere uno che è passato, diciamo, che ha avuto il virus, ha prodotto gli anticorpi e è diventato poi negativo, si è negativizzato e quindi non trasmette più. E quindi stiamo lavorando anche su un progetto come questo, ma in questo momento non posso accennarvi altro. Dico che però rispetto ai cittadini che ci chiedono si tornerà alla normalità con gradualità, questo è poco ma sicuro. Abbiamo purtroppo già un caso di reinfezione che non ci piace, perché vuol dire che il virus è riuscito a infettare, guarire e reinfettare la stessa persona, per cui abbiamo questo caso, speriamo sia un caso tutto da dimostrare scientificamente, però un caso ce l'abbiamo. I test rapidi sono quelli che arrivano dalla Cina? Sono cinesi, arrivano verosimilmente fatte 10 giorni da sabato all'altro, sabato 7, quindi domani e dopodomani dovrebbero arrivare. Comunque abbiamo in canna 750.000 test, che non è poca roba. Un'altra cosa, c'è anche oltre ai tamponi, noi oggi abbiamo una capacità, di far tamponi con i reagenti di oggi di almeno 11.000 tamponi al giorno. Vogliamo portarla a 20.000, tanto è vero che il professor Crisanti sta lavorando per mettere in moto sta macchina che ne fa 7.000 da sola. Nella raccolta fondi con l'8 per 1000 che la CEI sta destinando ad alcune strutture ospedaliere in Italia, c'è qualche struttura veneta che ha ricevuto una donazione o che la riceverà? Non ne so nulla, io so di quelli che versano qui e domani conto anche di ringraziarne un bel po', perché abbiamo veramente tanta gente che versa e fra l'altro abbiamo una contabilità, vi posso già dire, anzi non ve lo posso dire, comunque abbiamo passato i 13 milioni di euro e quindi domani darò un po' di nomi di grandi donatori, ringraziando anche tutti i piccoli donatori, c'è un pacco di carte da paura. La storia dell'8 per 1000 onestamente me la dici te, non la so neanche. E chi è che ha fatto l'8 per 1000? La CEI. Ah, la CEI, adesso che non avevo capito perché con la mascherina non si capisce, la CEI. Abbiamo visto sul provvedimento di ieri quanti soldi sono stati destinati ai comuni per affrontare questa prima emergenza. Ritiene adeguate le cifre che sono arrivate, che dovrebbero arrivare puntualmente ai singoli comuni? Ma guardate, io dico sempre la solita frase, polemiche zero, e vi prego di non mettermi mai dalla parte di quelli che fanno polemiche. Non basta ma aiuta. Questo è lo slogan, nel senso che abbiamo la Germania che ha stanziato 550 miliardi di euro per dare una scossa alla sua economia. Sappiate che noi non è che possiamo pensare di risolvere il problema con un intervento da 25 miliardi di euro e un altro intervento per la spesa che serve, perché se uno non ha da mangiare serve, di 400 milioni di euro. Cioè qui ci vogliono iniezioni, cioè ragazzi rendetevi conto che ormai la partita del turismo è persa, sono 18 miliardi di euro di fatturato, è la prima industria in Veneto,
e a seguire ci sono tutte le altre aziende, tutte le altre partite IVA. Abbiamo 600.000 partite IVA che cubano circa 150 miliardi di fatturato all'anno, di PIL all'anno. Cioè o si inietta risorse, progetti, quindi il piano Marshall per l'economia bisogna farlo subito, e sono d'accordo con Tremonti che bisogna mettere in sicurezza anche il debito pubblico. Altro aspetto che oggi è sulle agenzie, non so se è stato commentato da qualcuno, però io penso che sia fondamentale, e questo lo si fa facendo una grande iniezione di risorse, un piano Marshall di ripartenza, e questo ci serve anche a mettere in sicurezza il debito pubblico. Io farei un giro veloce. E ovviamente, come tutti i giorni, vi dico che è scandalosa l'Europa. Se c'è batta un colpo, io non so se deve essere in catalessi l'Europa, non so che fine abbia fatto. Cioè non si possono lasciare dei paesi in balia delle onde in questa maniera. È come avere la guardia costiera che guarda la nave la barca di un cittadino che affonda e sta lì ferma senza intervenire. Cioè scandalosa la posizione dell'Europa. Ho visto un bel intervento di Draghi che ha fatto, però non c'è più Draghi alla BCE, quindi preghiamo Dio. Allora Presidente, andiamo veloce. Ritengo, mi scusino i colleghi che ci seguono da casa o dal giornale, il discorso delle sanzioni di 200 metri lo chiedeva anche la Federiva, lo ritengo già assorbito. Ma noi scriviamo i prefetti con la preghiera di approfondire il tema, perché per noi fino ai 200 metri da casa si può uscire per qualsiasi motivo, che è la passeggiata, no? Prendere una boccata d'aria e fumare la sigaretta se qualcuno fuma, per non far tutta a casa, insomma. Sul soft landing anche Conotato chiedeva la cosa che chiedeva il collega prima, la Giacomuffo dice: il sindaco di Brescia ha detto si esce di casa solo con la mascherina, obbligo di indossarlo, un'ordinanza per tutti i cittadini di quel comune. Come posso dire che sono contrario? No? Nel senso che secondo me, guarda, la verità è che la farei anch'io un'ordinanza come questa, però il problema è che bisogna garantire la mascherina ai cittadini. Allora, finché non portiamo nei negozi la possibilità di comprare le mascherine e non distribuiamo ancora milioni di mascherine per i meno abbienti, tu non puoi dire uno, se no bisogna dire copritevi naso e bocca in qualsiasi maniera. Questa potrebbe essere un'ordinanza, però io lo trovo assolutamente coerente dire ste robe, cioè che se si esce con la mascherina si fa solo bene a se stessi e agli altri. Come risponde alle accuse del sindaco di Brescia ieri sera da Fazio di essere stato lasciato solo? Dice lui che non c'è stata solidarietà del Veneto quando i suoi amici si erano stremati. Il sindaco di Brescia ha detto che... Il sindaco di Brescia segue gli ospedali? Gli ospedali segue la regione? Non capisco, nel senso che noi non abbiamo lasciato solo nessuno, tant'è vero che abbiamo dei pazienti che sono ricoverati presso di noi, ci hanno raggiunto direttamente in macchina, anche in terapia intensiva ne abbiamo, ma non capisco il senso di questa polemica. E la vorrei anche approfondire. Chi è che fa questa domanda? Il sindaco di Brescia lo fa da Giacomuffo, ma sulle agenzie anche. Ma cos'è che ha detto? Che sono stati lasciati soli, che il Veneto, dice lui, non ha mandato medici, non ha accettato ricoveri mentre loro erano stremati. L'ho sentito, non è che dice il Veneto, dice la sanità regionale lombarda non è stata aiutata dai contermini. Sì, insomma, non è stata aiutata dai contermini. Guardate, c'è una cross nazionale che smista i pazienti e ha scelto giustamente di non andare a caricare sulle regioni che hanno l'emergenza. Cioè a Verona andate a vedere cosa c'è, forse qualcuno non ha un'idea di cosa c'è a Verona. Peraltro abbiamo pazienti che vengono dal Bresciano, perché logicamente arrivano e nessuno gli ha detto gira la macchina, torna a casa. Quindi eviterei di cercare la polemica. Quando uno ha niente da dire, eviti di fare polemica. La terza domanda da Giacomuffo, visto che diffondiamo il piano di sanità pubblica, la assorbiremo col comunicato e lo spiegheremo bene. Ma la Vasi, gente veneta, arrivo subito, fa tre domande. In Germania si sta pensando di utilizzare il test anticorpale per rimandare presto al lavoro in sicurezza chi ha sviluppato... È quello che ho detto io prima. Esatto, potremmo fare la stessa cosa in Veneto, sì. Si parla della vaccinazione antitubercolare utile per evitare il contagio, si sta prendendo in esame questa cosa. Guarda, c'è il tema, ad esempio, che si dice che gli africani vengono meno aggrediti dal virus, o non lo sono addirittura, sembra, non lo so,
e qualcuno ipotizza che l'unica correlazione possibile ci sia che sia quella vaccinale, quella del test con per il vaccino per la tubercolosi, ma non lo so dire, ad oggi non ci hanno dato risposte valide dal punto di vista scientifico. Ecco, la regione sul turismo per l'appunto, visto che Venezia ormai è stremata dall'acqua alta, la regione può introdurre qualche misura eccezionale di sostegno? Ma guardate, cioè noi siamo in totale balia delle onde, nel senso che Venezia è stremata e lo è anche tutto il comparto del turismo del Veneto, cioè faremo di tutto per fare in modo che tutti abbiano ristoro. Certo è che finché non parte un progetto di un piano Marshall nazionale si fa fatica. Considerate che noi siamo l'unica regione che non applica tasse, vuol dire non prelevare dalle tasche dei veneti almeno 1 miliardo e 170 milioni di euro all'anno. Pensate di cambiare questa vostra decisione, cioè di inserire una tassa di scopo? Al momento no. Al momento, guarda, ho l'obbligo di dire al momento perché vi dico solo che ho visto il conto ieri, sono già 82 milioni di euro spesi, per cui finché ce la facciamo cerchiamo di chiudere, e anche perché non voglio dare alibi a Roma, ci aspettiamo risorse da Roma, perché fare una tassa adesso dicendo che ci copriranno le spese del coso, immagino a Roma cosa dicono, non ne hanno bisogno, quindi, e poi faccio una tassa di scopo su delle imprese che sono chiuse. Sì, ma comunque sono redditi di impresa per tutti, no? Direttamente o indirettamente. Basta? Il mio Times chiede qualcosa di più preciso sui test anticorpali, quelli da 15 minuti. È Jason questo, che salutiamo. La collega, salutiamo anche lei. Noi il test anticorpale è quello da 15 minuti, è il kit mondiale che ormai si usa per la maggiore, prevede una puntura sulla punta del dito, esce una goccia di sangue, la metti nella card come viene definita e poi si colora, c'è una stringa che dà una colorazione e ti dice se hai le IgA, le IgG e quindi se hai già sviluppato anticorpi oppure no. Una domanda un po' troppo specifica sulla di Minazzi, dice sulla SEC hanno presentato un brevetto che trasforma le maschere da snorkeling della Decathlon in respiratori. Sì. Siamo stati coinvolti. Posso anche dire che c'è una ditta anche da noi che ha proposto di modificare quelle maschere. La stiamo valutando, considerate che però al momento non abbiamo l'emergenza di questo fronte. Ok, scusi un attimo, Salgaro dell'Arena e Telearena, i medici di base non sanno come fare per farsi i tamponi e poter continuare a operare in sicurezza per tutti. Il COT dice che non ci sono tamponi disponibili. I medici di base dicono che non sanno come farsi i tamponi e poter continuare a operare in sicurezza. Il COT, centro operativo territoriale, dice che non ci sono tamponi disponibili al momento. Ma è la verità, nel senso che i tamponi non sono sufficienti rispetto a quello che dovremmo fare, e il fattore limitante non è la volontà di fare i tamponi, ma è comprare i tamponi e i reagenti, ma è quello che sto dicendo da giorni. Adesso abbiamo i kit anticorpali che potrebbero aiutarci quantomeno a screenare una parte di popolazione. Bastianello, la prima domanda le abbiamo già risposto. Il ministro Boccia, dopo le proteste dei governatori di Veneto e Lombardia agenziati, ha precisato che il suo era solo realismo. Lei è una replica? Che senso? Il ministro Boccia ieri sera ha detto... No, guardate, io non voglio far polemiche. Nicolussi Moro, parliamo di chi va a fare tamponi nelle case di riposo. Ci andrà quindi lo staff universitario anche? Anche lo staff universitario, e con la Croce Rossa e staff universitario e tutti i nostri che stanno facendo tamponi, insomma c'è bene ricordare che c'è la sanità del Veneto dentro che sta facendo tamponi. Sono iniziati, che sembra da Nicolussi Moro, i tamponi on the road? No, nel senso che non siamo nelle condizioni, abbiamo la macchina in allestimento a Padova e quelli on the road praticamente sono i tamponi diciamo come si dice, casuali, che servono per lo studio del professor Crisanti. Noi abbiamo tutto invece l'aspetto clinico, andiamo a fare il tampone asintomatico, ai contatti e tutte quelle storie. Mascherina chiede basso, ed è l'ultima domanda per quanto mi riguarda, si può fare un'ordinanza appunto che obblighi tutti a indossarla, per esempio chi opera degli alimentari
in molti negozi ancora non la indossano. Sarebbe bene sapere quali, perché è obbligo indossare la mascherina in quel caso, perché sono prima che erogatori di un servizio, quindi l'alimentare, hanno anche l'obbligo da un punto di vista aziendale avere la mascherina, perché è previsto nei famosi accordi sindacali oltretutto l'utilizzo del presidio del DPI per i dipendenti. Grazie. Prego. Volevo chiedere, ci siamo lasciati ieri, buongiorno Presidente, Assessore, ci siamo lasciati con la domanda di una collega sulla cassa integrazione alla casa di riposo di Abano. Avete qualche novità? Sapete se è evitabile visto l'emergenza? Sì, mi dice che è Abano questa. Le casse integrazioni adesso vedremo, c'è il regolamento, quindi penso che loro abbiano addirittura assolutamente diritto di accedere, però guardate... No, se è evitabile visto appunto il momento di emergenza in casa di riposo del personale. Sì, non capisco. Scusami, non ho capito. Qual è il problema? Si può evitare di mandare il personale delle case di riposo in cassa integrazione visto che siamo in emergenza. Ho capito, ma scusa, ma è il datore del lavoro che decide questo? Cioè, no? La domanda forse era coordinato il sistema inserendo anche loro nella sanità complessiva, questo mi sembrava di aver capito. Sì. Evitando la cassa integrazione, farli lavorare perché tanto lavoro ce n'è per loro. Esatto. Sì, ma ce n'è lavoro, cioè non capisco, cioè non è che sono obbligati ad andare in cassa ad accedere alla cassa integrazione, cioè è una scelta imprenditoriale per cui sono coinvolti nella sanità del Veneto. Se dopo voi mi dite noi non abbiamo lavoro, vorremmo far fare qualcosa ai nostri perché così evitiamo di mandarli in cassa integrazione, questa è un'altra partita, ma a me non risulta che siano senza far nulla. Cioè non capisco, la cassa integrazione non è un obbligo, è una scelta dell'imprenditore. Sì, no, ma la domanda era, è il caso che sanitari, gente che lavora nella sanità, vada in cassa integrazione nel momento in cui c'è bisogno? No, non è il caso, ma quali sono questi sanitari che vanno in cassa integrazione? Ad Abano in casa di riposo? No, la struttura ospedaliera, non la casa di riposo. No, non è il caso che vadano in cassa integrazione. La verifichiamo. Ne abbiamo discusso stamattina anche in conferenza con il CIC e quindi stiamo verificando un po' le situazioni. Per se no li facciamo lavorare noi se non hanno nulla da fare. Intendevi, ma non l'hai detto. Perché dicevi casa di riposo, non capivo. Prego. Le unità speciali che somministrano il farmaco a casa hanno già cominciato la loro attività? No, ma siamo in procinto di farlo perché è stato autorizzato dall'AIFA l'altro ieri e abbiamo già costituito i nuclei e peraltro penso che siamo operativi, insomma, siamo stati i primi a chiederla a ore. Nel senso che è nel piano della sanità pubblica approvato, perché abbiamo dovuto normarla ovviamente sta roba. Sì, Presidente, domani hai una videoconferenza con Conte, è corretto? È in programma? Non ne so nulla. No. Domani c'è Consiglio regionale e si prevedono delle comunicazioni. Ma ci sarà l'assessore? Sì. Prego. Guardando i dati di oggi, sembra abbastanza evidente Noi non la vediamo. È importante che i cittadini continuino a credere che le misure restrittive siano assolutamente la cura. Guardate che è così. Poi c'è un'altra cosa, invece è andato su molto il dato sulla mortalità a Vicenza. È correlata a quella di Verona, cioè come la Vicenza sto dato? Guardate. Pensate solo che il paziente coronavirus tipo è un paziente che oggi ci parli assieme a un grado di saturazione del 95% dell'ossigeno nel sangue, domani può essere da terapia intensiva. Ecco, voi capite che se fate questo ragionamento con l'individuo è così, se lo fate una massa noi possiamo avere un focolaio domani che ci parte, che so, in una casa di riposo o in un paese che ci ritroviamo, che so, 100 persone da portare in ospedale. Per cui è veramente una brutta bestia questa.
Quindi si va male a ragionare proprio statisticamente, tanto è vero che anche i modelli che abbiamo vanno in questa direzione. Ma se mi riferisco di 4-5 giorni, mi pare di aver capito, questo significa che il picco non sarà più 15 ma il 10 aprile. Speriamo anche che non ci sia. No, guardate, dobbiamo avere la pazienza di attendere, credetemi, e non dobbiamo abbassare la guardia e i cittadini non pensino che sia passata. Assolutamente no. Se non c'è altro, sì. no, cedo la parola agli assessori, all'assessore Lanzarin e poi Botticini, e diamo un aggiornamento sulle mascherine anche. Grazie. Buongiorno, ciao. Auguri. Assessore, ci dici un po', non dico i dettagli perché poi leggeremo, ma insomma la sostanza di questo piano di sanità pubblica, il piano di sanità pubblica si compone di varie parti, una è quella relativa ai tamponi, quindi categorie, quindi procedure entro i 5 giorni, insomma come diceva il Presidente. Poi una parte, quella dedicata alle strutture per anziani e quindi tamponi a tutte le strutture per anziani, poi dei supporti da parte delle aziende sanitarie di riferimento. Qui dico che stamattina abbiamo concordato con i direttori generali che nel pomeriggio, presumibilmente nel pomeriggio, insomma, cercheranno di fare una videoconferenza con tutte le strutture afferenti all'azienda sanitaria di riferimento, in modo di capire criticità, problematiche e quant'altro, e poi capire insomma come intervenire. Uno dei problemi principali è quello, quindi all'interno appunto del piano per quanto riguarda la sanità pubblica e le strutture per anziani, il discorso, come diceva il Presidente, della separazione dei nuclei, quindi evitare che ci sia una commistione tra ospiti positivi e ospiti negativi. Dove è possibile farlo lo facciamo, lo faranno, concorderemo assieme. Dove non è possibile farlo probabilmente andremo a spostare quegli ospiti e quindi anche a fare un mix tra strutture, ma quindi sarà oggetto anche di discussione oggi pomeriggio con i direttori generali e con i direttori o i presidenti delle strutture per anziani. Abbiamo già iniziato la campagna di tamponi, ieri ogni azienda ha fatto 2 case di riposo per ogni singola azienda, quindi le 9 aziende, stamattina anche ne erano già state fatte degli altri, quindi insomma continua la campagna per tamponi. Come si diceva, abbiamo dato priorità alle strutture per anziani, quindi anche il progetto Crisanti Università di Padova, tra virgolette, da domani, dopodomani, entrerà con la Croce Rossa nelle case di riposo per l'effettuazione dei tamponi che mancano. Nel caso di una eventuale redistribuzione degli ospiti, laddove non sia possibile isolare positivi da negativi, cosa pensate di ricorrere? Ospedali, alberghi? No, vedremo un attimo la situazione territorialmente, quindi zona per zona, perché può essere che ci sono, voi sapete, ci sono strutture di dimensioni piccole, strutture di dimensioni più importanti, strutture più recenti, quindi con nuclei già abbastanza isolati, strutture invece datate che non hanno la possibilità di avere quindi camere singole, camere doppie, ci sono ancora alcune strutture che hanno camere con 3 posti letto, quindi si farà un'analisi complessiva e dopo può essere, non so, facciamo l'esempio di Merlara piuttosto di un'altra struttura dove ci sono parecchi casi, tipo Casale sul Sile nel Trevigiano, dove ci sono ormai 20, 30, 40, 50 persone positive, se ne restano 10, quelle 10 le porteremo nella casa di riposo vicina, se ha posti liberi, visto che comunque c'è anche tutta la parte appunto al libero mercato che potrebbe essere, potrebbe insomma fare un po' da sponda in questo senso, però è un piano che metteremo a fine e che con appunto all'interno del piano globale troverà poi anche da parte delle aziende sanitarie una diciamo così, supporto e un accompagnamento in tutte queste fasi. Da 2 giorni ad oggi insomma abbiamo iniziato, come si diceva, la distribuzione di TPI, quindi abbiamo TPI oggi, noi abbiamo fatto un quantitativo sommario che è di circa 250.000 mi sembra,
262.000 mascherine giornaliere, Regione Veneto, che poi vengono suddivisi tra le singole aziende, quindi le 9 più le 2 aziende universitarie più lo IOV. All'interno di questa quota che noi diamo a ogni singola azienda c'è anche la quota che l'azienda deve dare alle case di riposo, ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e alla continuità assistenziale. Mascherine chirurgiche e anche una parte di FP2. FP3 sappiamo che invece sono lasciate soprattutto per i reparti malattie infettive e terapie intensive. Nel piano, aggiungo solo questo, poi lo vedete, nel piano per quanto riguarda il piano di sanità pubblica ci sarà anche per quanto riguarda, come diceva il Presidente, l'erogazione delle cure domiciliari, quindi farmaci domiciliari, anche tramite, che è uno strumento nuovo che sapete che è stato inserito all'interno del DPCM, quindi noi lo attiviamo, di queste unità nuove che sono chiamate ANUSCA, che sono appunto delle unità di medici a supporto degli MMG previsti, USCA mi sembra, insomma, USCA mi sembra che sia. USCA. Ecco, sì. Che sono delle unità nuove, che sono state costituite con uno degli ultimi DPCM, che vanno a supporto dei medici di medicina generale nel territorio, proprio per il controllo delle persone che sono in isolamento fiduciario e anche in questo caso di supporto quando c'è anche l'erogazione delle cure farmacologiche a domicilio. Ultima cosa che dico rispetto alle strutture per anziani, il problema che è sorto, di cui abbiamo parlato questa mattina con il direttore generale, è quello del personale positivo, e quindi il personale oggi che è positivo e che mette a dura prova, diciamo, la tenuta dell'assistenza all'interno delle strutture. Abbiamo cercato di capire se il personale sanitario ospedaliero può andare di supporto in alcune strutture che sono oggi, insomma, diciamo, un po' più provate. Questo non è possibile perché poi sapete che anche le strutture ospedaliere sono messe non bene con casi positivi e quindi con i Covid hospital, e quindi la necessità di garantire tutta una serie di servizi. Quindi abbiamo dato mandato ai direttori generali di capire invece se c'è la possibilità di recuperare, trovare altro personale e anche di un po' aprire un confronto con la cooperazione sociale rispetto, voi sapete, al personale che oggi non è al lavoro perché è a casa, che è quello dei servizi semi-residenziali che noi abbiamo chiuso, perché questo potrebbe essere un bacino a cui attingere per dare un supporto concreto all'interno delle case di riposo. Sono ulteriori unità mediche che vanno a supporto? Sono ulteriori. Dove l'avete reperito? Che tipo di personale? Il personale che tramite bando, che è stato fatto in azienda zero, anche medici, quindi laureati ma non specializzati eccetera, che vanno a formare queste USCA. Mi sembra che siano una ogni 50.000 abitanti, ma comunque credo che poi nel piano sarà, insomma, dettagliato bene. Io, se non ho altro, e lascio all'assessore. Grazie. Per quanto riguarda l'aggiornamento sulla distribuzione delle mascherine a titolo gratuito alla popolazione, abbiamo raggiunto con la spedizione di ieri 4.195.320 mascherine che vanno a coprire l'85,5% della popolazione. Quindi con le 682.000 che abbiamo inviato ieri alle province abbiamo coperto l'85,5% della popolazione. È previsto l'arrivo di un ulteriore contingente questo pomeriggio che verrà distribuito domani e credo che se non arriviamo al 100% ci avviciniamo di molto. Aggiungo che per quanto riguarda i presidi sono operativi i laboratori dell'Università di Padova, ho fatto cenno la settimana scorsa, che garantiscono anche dei percorsi rapidi per le aziende che si apprestano o che hanno già convertito la produzione su dispositivi di protezione individuali, non solo mascherine ma anche di altro tipo.
quindi approfitto anche per ringraziare l'Università di Padova per questa disponibilità che è stata data. A distanza Credo che stia terminando, se non ci sono altri interventi, credo degli assessori, allora sta terminando, allora lasciamo un attimo il tempo al nostro Filippo Fois eventualmente di chiedere qualcos'altro agli assessori e poi faremo una sintesi con lui, anche se insomma un po' di input l'avete sentiti importanti, davvero l'aver ribadito anche che questa è la settimana cruciale, ribadito il fatto che si sta pensando alle ordinanze da prorogare dopo il 3 aprile, la chiusura dei mercati ad esempio, che è un'ipotesi in ballo, ma anche altre misure. C'è anche questo elemento delle multe, la segnalazione di alcune multe che sarebbero arrivate, che sono come dire, che si possono impugnare, quindi ci sarà una lettera ai prefetti anche per come dire, avvertire insomma, le forze dell'ordine di non arrivare a multare chi è dentro i 200 metri. Ci sono insomma una serie di segnalazioni su questo, quindi la maggiore correttezza anche sulle sanzioni che vengono applicate. Il nuovo piano sanitario pubblico che quindi viene realizzato, insomma che viene portato avanti, il nuovo piano di sanità pubblico che cambierà ovviamente anche con questa emergenza coronavirus. Tantissime novità, ma facciamo la sintesi fra pochissimo perché si è appena concluso. Allora, l'accenno l'avete sentito anche all'Europa, non è la prima volta che lo fa in questi giorni Zaia, parlando di una situazione vergognosa dell'Europa che non si muove, l'ha paragonata a questa immagine della Guardia Costiera che non si ferma e non aiuta il naufrago in difficoltà. Di Europa con parole molto forti ha parlato ieri anche il Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, nella celebrazione, nella messa che vi abbiamo anche proposto in diretta come ogni domenica su Antena 3 e Rete Veneta. Allora sentiamo le parole nell'omelia del Patriarca di Venezia, nelle quali c'è anche questa parola forte insomma, nei confronti dell'Europa. Sentiamo. Stiamo vivendo giorni drammatici, soprattutto in zone del paese a noi non lontane. In questi momenti tragici ciò che dobbiamo sconfiggere è la paura, il pessimismo, il delegare agli altri. Vivere questi momenti in modo cristianamente responsabile vuol dire sentirsi parte di una comunità. Gli altri mi interessano, non mi sono estranei. Il morire di tanti in questi giorni mi appartiene personalmente, è il mio morire. Tutto quello che accade mi interessa, è mio, mi appartiene, I care. Fu Don Milani che adottò questo motto contro ogni individualismo e non inventò nulla, semplicemente tradusse il Vangelo: non c'è amore più grande di dare la vita per i propri amici. I care, mi importa, ho a cuore. Il Vangelo che diventa un nuovo modo di guardare l'altro, gli altri, la situazione che viviamo, il bene comune. I care, mi importa, mi sta a cuore la tua e la mia salute, la salute di tutti. Per questo io resto a casa e ci resto convinto, con spirito costruttivo, aiutando gli altri a starci
non perché obbligati, ma come gesto di responsabilità, di carità, di solidarietà. Il quinto comandamento non è solo non privare della vita l'altro, ma è tutelare la vita di tutti. Dobbiamo in questi giorni di emergenza sanitaria pensare un'altra società, un altro modo di stare con gli altri, di te agli altri. Fino a ieri abbiamo costruito una storia, ne siamo stati parte viva, forse poco critica. Oggi siamo chiamati a ripensare quella storia, ripensandoci come uomini e come comunità. Domani vedremo se questa pandemia, di cui abbiamo appena visto la parte emergente dell'iceberg, cioè la minima parte, se questa pandemia ci ha insegnato qualcosa. Cambieranno gli equilibri di forza a livello finanziario, economico, politico, sociale, non solo nel nostro quartiere, nella nostra città, nella nostra Italia, ma nel mondo intero. È inutile pensare solo a una nuova strategia. È inutile pensare a nuove alleanze politiche. Siamo un po' stufi di certi discorsi politici. Non basteranno nuove strategie economiche e finanziarie. Anche questo ci vorrà. Ma sarà tutto insufficiente se l'uomo non cambierà il cuore e la mente. Ma qui torna la verità del Vangelo. Per troppo tempo ci siamo ostinati a cucire delle pezze nuove su un vestito vecchio, liso. L'Europa che oggi dimostra di non esserci. L'Europa che dice con i suoi leader e i suoi più prestigiosi rappresentanti che esprime le visioni e gli interessi di una parte, e coloro che sono stati eletti e occupano certi posti ci stanno dicendo questo, e nei prossimi mesi ci sarà l'emergenza sociale, l'emergenza della fame, e queste cose su un'Europa che non c'è, quando dovrebbe esserci, le dico con grande tristezza, pensando quello che l'Europa potrebbe essere. Le dico da cittadino italiano e da cittadino europeo, ricordando che sono vescovo e che non faccio politica, ma sento che il silenzio, soprattutto il silenzio di chi non può parlare, ma in modo particolare sento che il silenzio di chi deve parlare, se non parla, diventa una colpa troppo grande. Siamo di fronte a un'emergenza sociale imminente. È inutile dirlo troppo tardi. Diciamolo subito. Prepariamoci. L'Europa potrebbe farci vedere in questa emergenza quanto è essenziale, decisiva, importante. Buon cammino verso la veglia pasquale. Così le parole del patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, ieri, parole forti, le avete sentite, all'indirizzo ovviamente dell'Europa. Allora, Filippo Fois che vedo in collegamento da Marghera, mentre si sta armeggiando con il cellulare, ma ti vedo, ecco, ci sei? Eccoci qua. Sì, ci siamo. Allora, io direi quella che
Diamo immediatamente i dati per quello che riguarda gli ultimi dati, quelli che sono stati resi noti pochi istanti fa dal Presidente della Regione Luca Zaia. Dunque in Veneto attualmente sono state comunque rilevate 8.724 persone positive, i ricoverati sono 1.829 più, ha voluto anche specificare questo dato Zaia, 8.870 persone che attualmente sono ricoverate in Veneto per motivi non legati al coronavirus, per cui si tratta di più di 10.000 persone. In terapia intensiva ci sono 356 pazienti, i morti in questo momento sono in totale 714, ci sono stati anche 74 nuovi nati nella nottata. Sapete che questo è un nuovo dato che è stato introdotto nei punti stampa di Zaia, anche per dare, diciamo, una nota di positività per una situazione che insomma continua ad essere molto difficile. Proprio questo poi è stato il succo poi del discorso sulla lettura di questi dati che è stata data oggi, vale a dire siamo ancora in una situazione in cui non si può allentare la tensione, naturalmente dal punto di vista positivo, quella che si sta mettendo in campo con tutti i mezzi della sanità regionale e nazionale. Questo perché il Veneto è effettivamente in ritardo di circa 4-5 giorni rispetto a quelli che sono stati i calcoli sul picco. Sono dati positivi che farebbero pensare al meglio, ma qui ancora non si vuole assolutamente abbassare la guardia. Il picco si era detto che poteva essere presumibilmente si stima che sia il 15 aprile, potrebbe essere a questo punto il 10, gli abbiamo chiesto e ci ha detto che effettivamente visto questo ritardo, vale a dire questo rallentamento nei contagi, il picco potrebbe arrivare il 10, ma insomma sono tutti discorsi che qua si preferisce non fare, perché quello che si teme è che ci sia un rilassamento di fronte a un allentarsi dell'emergenza che possa poi portare la gente ad abbassare la guardia, cosa che assolutamente non può capitare né quando si raggiungerà il picco, il cosiddetto plateau, il momento in cui diciamo, la curva del grafico dei contagi rimane piatta, né quando comincerà la discesa e si inizierà a pensare al cosiddetto soft landing, vale a dire la discesa soffice, traducendo letteralmente dall'inglese, che sarebbe appunto il venir meno di tutte le restrizioni gradualmente che sono in vigore. Restrizioni che comunque, lo ricordiamo ai nostri telespettatori, continueranno. Il decreto scade il 3 aprile e il 3 aprile sarà rinnovato con le stesse modalità che ci sono oggi, più o meno. C'è un fronte curioso che si è aperto poi questa mattina che riguarda, lo sapete, il limite agli spostamenti non giustificati entro 200 metri dalla propria abitazione. Bene, Zaia ha detto che gli arriva un dato da parte dei controlli delle forze dell'ordine per cui sono state sanzionate persone che si trovavano entro i 200 metri da casa senza valido motivo. Queste sanzioni, per quello che riguarda la Regione, non avrebbero avuto modo di essere elevate, per questo è stato aperto un confronto con le prefetture proprio per capire se come debba essere interpretata questa norma. Secondo la Regione deve essere interpretata nel senso che chiunque può uscire per sgranchirsi le gambe entro 200 metri da casa. Sempre evitando gli assembramenti, ovviamente. Mentre abbiamo visto... Certamente sempre evitando gli assembramenti. Ecco, poi proprio da questo punto di vista si è tornato a parlare dei mercati, anche qui bisogna vedere se con il nuovo decreto, quello del 3 aprile, ci saranno delle limitazioni anche ai decreti. Si era aperto un caso per quello che riguardava Padova, si è parlato anche delle mascherine da parte del personale che lavora nei negozi di alimentari e anche delle persone che li frequentano. Allora, dal punto di vista del personale, sì, ha detto Zaia, tutti devono indossare la mascherina, è un obbligo ed è previsto anche dagli accordi sindacali. Per quello che riguarda invece le persone che frequentano i supermercati e i mercati, il discorso cambia, perché obiettivamente, nonostante, come ha rilevato l'assessore alla protezione civile Bottacin, sia stato coperto come numero di mascherine l'85% della popolazione, ancora non si è in grado di fornire mascherine a tutti, per cui non si può ancora, anche se sarebbe auspicabile, imporre un obbligo di indossare la mascherina anche a chi va a fare la spesa. Ecco, un'altra cosa importante che è stata, diciamo, accennata, spiegata, insomma, sul punto di vista sanitario. Primo, che viene messo a regime il nuovo piano di sanità pubblica, importante anche con ovviamente l'esperienza adesso dell'emergenza coronavirus. E poi il fatto che si è arrivati a regime sulla questione delle
delle mascherine, dopo la situazione drammatica delle ultime settimane. Parliamo delle mascherine, Sì, diciamo, sì, in generale, esatto. non Ecco, quelle il made in nuovo piano Veneto, che- diciamo le mascherine, i dispositivi, diciamo, anche per gli operatori. Sì, beh, naturalmente questo era un punto chiave, perché è stato detto, soprattutto parlando poi delle case di riposo, che ci sono state realtà in cui effettivamente chi lavorava in queste strutture non aveva in dotazione ancora dei dispositivi di protezione personale. Il piano sanitario che sarà presentato domani dall'assessore Lanzarin in Consiglio regionale naturalmente comprende diverse voci, dai controlli con i tamponi, appunto alla distribuzione di mascherine in prima battuta naturalmente ai soggetti che sono più esposti al contagio, fino poi naturalmente a quello che concerne le case di riposo, che sono diciamo l'osservato speciale per quello che riguarda il contagio. Da questo punto di vista si procederà anche a delle separazioni tra contagiati e non, laddove le strutture lo permettano, che non vengano mai assolutamente in contatto, oppure a dei trasferimenti nel caso per esempio di una casa di riposo in cui la maggioranza degli ospiti sia risultata positiva. Coloro che sono ancora negativi saranno trasferiti in un'altra struttura, e poi ci saranno dati supporti a tutte le aziende sanitarie del Veneto, quindi le 9 ULSS più le 2 aziende ospedaliere più lo IOV. L'ultima cosa che ti chiedo, insomma, così da ribadire, ha fatto questa immagine, se potessimo tornare indietro, visto che poi ha colpito i focolai delle case di riposo, avendolo saputo, insomma, avendo più informazioni in merito, si poteva pensare a livello nazionale di isolare gli over 70 come prima forma di azione che forse avrebbe in qualche modo delimitato il contagio. Sì, questo fa parte di tutte quelle cose che purtroppo si sono scoperte dopo, nel senso che anche per quello che riguarda chi dovesse indossare la mascherina è stato ricordato che per settimane si è parlato solamente delle persone positive, mentre adesso la raccomandazione è per tutti. Era un virus di cui si conosceva molto poco, e con le conoscenze che ci sono adesso si sarebbero adottati dei provvedimenti diversi, e purtroppo all'epoca non si era abbastanza a conoscenza di tutto per poter prendere le scelte che poi si sono rivelate sarebbero state probabilmente quelle giuste. Il nuovo piano, peraltro, Zaia ha detto appunto l'accelerazione sarà il test a tutti quelli che sono a casa malati, è un'altra novità importante, insomma, è un punto importante. Sì, perché come diciamo c'è un'alta percentuale di persone che sono in isolamento, anzi un alto numero, sono 20.000 persone in tutto il Veneto. Quasi 20.000, sì, tra l'altro con un elevato grado di contagio per gli altri familiari, tant'è vero che la raccomandazione sarebbe quella per esempio di usare addirittura un bagno diverso per chi ce l'avesse, e quindi di entrare il minimo possibile in contatto, e addirittura di indossare tutti la mascherina in casa. E poi naturalmente un altro aspetto importante che fa parte anche del piano sanitario regionale riguarda le cure a domicilio, e in questo si inquadrano anche i tamponi che verrebbero fatti. Benissimo, allora grazie a Filippo Fois, grazie anche a Sandro Ponchio, davvero buon lavoro, buon lavoro per il regionale poi di Venezia, che vedremo questa sera come sempre alle 19. Allora, sì, fra pochissimo facciamo la pubblicità, però prima volevo vedere un'altra cosa, come sempre i due lati, diciamo, dell'emergenza sono, come dire, la faccia drammatica dei numeri, delle situazioni, c'è anche ovviamente qualche spiraglio di ottimismo nei dati, e poi ci siete voi, e ci sono anche le storie della solidarietà. Vi faccio rivedere il cartello con il l'IBAN per la donazione alla regione, lo facciamo rivedere un attimo e vi spiego anche perché. Eccolo qui. Combatti il coronavirus con la solidarietà, l'IBAN lo vedete come sempre, lo lasciamo un po' in onda, la causale e l'intestazione della Regione Veneto. Lasciamolo un attimo, chiedo alla regia se abbiamo quella intervista telefonica a quel nonno di Mira, che vorrei fare. Ce l'abbiamo?
Benissimo, allora questo è la corsa solidale. Bene, capita anche che, come è già successo, se ricorderete, durante l'emergenza della tempesta Vaia, anche i più piccoli davvero si mettono in moto, anche perché le informazioni ci sono, i piccoli sentono quello che sta accadendo e allora capita che anche i piccoli vogliono contribuire a questa donazione. Allora ce lo racconta al telefono un nonno di Mira che si chiama Fernando Fiore, signor Fernando Fiore, che ci ha chiamato e ci ha raccontato della sua nipotina. Allora sentiamo questa intervista telefonica, che vedremo questa sera poi il servizio, questo gesto della nipotina di nonno Fernando. Sentiamo l'intervista telefonica. Ho ricevuto la telefonata della mia nipotina, che ha 5 anni e mezzo, che abita a Lughetto. E questa nipotina, con i miei figli e mia nuora, giustamente tutte le domeniche vengono a pranzo da me a Mira. E alla domenica, quando arriva la nipotina, qui abbiamo un salvadanaio assieme, io e lei, e mettiamo la paghetta. Il salvadanaio ce l'ho io perché ho detto questa la mettiamo qui tutte le domeniche e quando sarà Natale, Pasqua, quando ci sarà qualche festività o abbiamo voglia di andare a mangiarci una pizza, prendiamo il nostro salvadanaio, vuotiamo un po' di monetine e andiamo a comprare questo regalino. E allora abbiamo un piccolo salvadanaio qui. Oggi questa bambina mi chiama, mi saluta come al solito, mi chiama 2 o 3 volte alla settimana, proprio lei direttamente, e mi fa: nonno, ho pensato una cosa, ho sentito i miei compagni di scuola, i miei amici, che adesso non ci vediamo nemmeno più perché ognuno deve stare a casa sua, e mi raccontano che qualcuno non ha ancora le mascherine. E allora ha detto: io vorrei fare un piccolo dono a tutti i bambini, quelli che non hanno le mascherine. Vorrei donare qualcosa al presidente Zaia, lei ha specificato al presidente Zaia, regalare un po' dei nostri soldini che abbiamo nel salvadanaio e per comprare le mascherine. Tu sei d'accordo, nonno? Io mi sono messo a piangere, ho detto: guarda, sono d'accordissimo amore, adesso mi preoccupo oggi, domani, e vediamo come fare a regalare qualcosa al presidente Zaia per comprare le mascherine. Perché ha detto: sai nonno, la mascherina è importante perché ti salva la vita. Ecco, questa è la telefonata che ho ricevuto. E allora lei adesso cos'è che vuol fare? Adesso io vorrei prendere e andare, non so, forse dovrò farlo in banca, non prenderò il salvadanaio perché il salvadanaio lo lascio là, prendo una cifra dal mio conto e faccio questa donazione a nome di mia nipote, la mia bambina. Straordinaria davvero questa bimba di Lughetto di Mira, se non sbaglio, davvero complimenti, davvero per questo gesto, lo racconteremo anche questa sera nei nostri telegiornali. Guardate invece, sempre sul fronte diciamo della solidarietà, dello stare uniti anche se distanti, un po' il tema di questi giorni, guardate invece ieri sera alle 19:15 per volontà insomma del sindaco della comunità, il sindaco Stefano Bosa, le campane delle chiese, delle frazioni di Resana che hanno intonato l'inno di Mameli. Sentiamolo. Anche questo un segno importante, insomma, l'abbiamo sentito anche in alcune delle nostre dirette vicino a Marghera, insomma, quando
all'unità di crisi, quando abbiamo ad esempio testimoniato in diretta, era un giorno in cui c'era in collegamento la nostra Anna Maria Parisi e in quell'ora circa ci fu intonato l'Inno di Mameli con le bandiere. Poi ci sono altre canzoni, ad esempio questa canzone è stata realizzata dal coro Arcobaleno di Caorle, sono ragazzini che da casa ovviamente perché sono distanti hanno realizzato hanno diciamo cantato questa canzone che è stata quindi poi montata, ne vediamo ovviamente un pezzo piccolo perché è abbastanza lunga ed è una canzone dedicata da questi ragazzi del coro Arcobaleno di Caorle, dedicata agli eroi diciamo dell'emergenza che hanno molteplici volti, insomma dalla protezione civile ai medici e non solo. Ecco, sentite il grazie eroi di questo coro, il coro Arcobaleno di Caorle. Un esercito di angeli schierati tutti lì davanti, come uno scudo sopra il mondo, in questa guerra contro il tempo, contro un nemico che non vedi, e allora sbagli e non ci credi, ascolta il grido ad alta voce, o pianteremo un'altra croce, di chi ti dice cosa fare, di chi ti dice di sperare, di chi ogni giorno è sulla strada, per ripararti da una spada, che può essere fatale, troppi caduti fanno male, ma sono forti i nostri eroi, per questo adesso tocca a noi gridare grazie, 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 e ancora grazie, grazie, grazie a tutti quelli in prima linea, nessuno mai mi scorderà, grazie a chi da giorni sta in corsia e non sa quando finirà, grazie a chi accende la speranza perché il futuro ci sarà, e ancora grazie, 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 e ancora grazie, grazie, Questa è la canzone del coro Arcobaleno di Caorle, noi andiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo. Rieccoci allora in studio. Allora, sindaci in trincea, come sapete, tante le storie di questi giorni. Fra poco ci collegheremo fra pochissimo con Maria Rosa Barazza, presidente dell'associazione Comuni della Marca Trevigiana. Vediamo il sindaco di Pederoba, è un video che è diventato virale davvero in questi giorni. Basta, stai casa, ma cosa dobbiamo fare? Metterci nascosti dietro i cespugli e tirarli con la fionda? Più chiaro di così il sindaco di Pederoba, Marco Turato, non potrebbe essere. Siamo alla follia, ha scritto nelle scorse ore sul profilo istituzionale del comune, raccontando di volontari della protezione civile insultati per aver invitato a tornare a casa gente sorpresa in giro a correre o passeggiare, perché il problema sul territorio rimane. Troppe sono le persone che continuano ad oggi andare a passeggio nei campi, andare a fare le corsette in Costa Alta, passeggiare lungo la Alta tra Univo e Levada, nei campi di Levada e Curogna, alle barche a Coro. Io sono stanco di questa situazione. Andatelo a spiegare a quelle persone che sono in terapia intensiva, magari sono vostri concittadini. Ragazzi, diamoci una mano tutti assieme, finiamola di fare i fenomeni, finiamola di fare la corsa, perché non è questo di quello che abbiamo bisogno. Noi abbiamo bisogno che tutti rispettino le regole
e tutti stiano a casa. Ve lo dico anche in dialetto, fammi un piaferra, stai casa, cosa serve andare a correre tutto lì? Turrato rinnova quindi il suo appello a tutti i cittadini. Noi dobbiamo proteggere la nostra comunità tutti assieme. Andatelo a spiegare a quelle 11 persone che sono risultate positive nel nostro comune. Andatelo a spiegare a quelle più di 20 persone che sono in quarantena. Perché tutti noi dobbiamo fare la nostra parte. Spero che sia l'ultima volta che mi devo rivolgere a voi e fermiamo questi fenomeni che sono fenomeni da baraccone. Ste a casa! Questi sono i sindaci, il video del sindaco che dice se uscite vi prendo con la fionda, insomma è diventato virale. Allora, Maria Rosa, sta sorridendo anche Maria Rosa Barazza, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a lei. Eccoci, allora una cosa importante, torniamo a parlare di quei fondi, insomma dell'aiuto del governo. Non so se ha avuto modo di sentire questa mattina, eravamo in collegamento con Mario Conte che ha detto non è il momento delle polemiche, è importante che arrivi qualcosa, è sicuramente importante, però quello che viene sollevato da Anci Veneto, o comunque da Mario Conte, non solo da lui, è che queste risorse, i 400 milioni, come dire, sono vincolati a un certo tipo di spesa. Conte dice avremmo preferito che, visto che le realtà sono diverse da comune a comune, potessimo intervenire in modo diverso, perché a noi per esempio interessa molto dare una mano sulle bollette, eccetera, eccetera. Lei cosa dice? Beh, direi che in questo momento sì, questo può essere un motivo o una modalità da affinare sicuramente, perché anche noi dovremmo in questo momento prendere consapevolezza del tipo di richieste che arrivano, perché i casi già seguiti dai nostri servizi sociali sono ben noti e quindi li conosciamo. In questo momento però si aprono anche altri fronti e altre persone che normalmente ce la facevano magari non ce la fanno più, quindi concordo sul fatto che maggiore elasticità può solo aiutare, perché in questo modo meglio si potrebbe rispondere e si potrà rispondere alle esigenze della gente. Solo elemosina secondo lei? No, non sono elemosina, perché questi, proprio perché stiamo parlando adesso di flessibilità e di modulare questa. Se fossero solo per buoni spesa ne avremmo anche troppi probabilmente in questo momento. Si tratta, questo sì, un'esigenza di modulare meglio e di poter anche dare questi fondi anche per altre necessità impellenti, ma credo che, come è stato dichiarato dal Presidente del Consiglio e anche dal Presidente nazionale ANCI, questi debbano servire per le prossime 2 settimane, quindi è chiaro che sono pochi divisi tra 8.000 comuni, però sono anche un fondo destinato ad una finalità molto particolare. Secondo lei si sta facendo una polemica politica su questo? Ma guardi, anch'io sono dell'idea, prima ha detto che Conte diceva che questo non è il momento delle polemiche, non è proprio il momento delle polemiche in questo modo, cerchiamo di capire come utilizzare al meglio i fondi che vengono messi a disposizione, esigenze credo che ce ne siano di tutti i tipi in questo momento e anzi ne avremo bisogno per tutta una serie di altre necessità e tutto, e quindi chiunque voglia fare speculazione politica o polemica politica, come la vuol chiamare, se ne assume anche la responsabilità, perché in questo momento credo che la priorità sia dare risposta a chi ha bisogno e null'altro. Non interessa nessun tipo di altra modalità che possa in qualche modo intorbidire il campo. Senta, lei insomma, ha un osservatorio importante della Marca Trevigiana. La Marca Trevigiana è tra le più colpite insomma, da questa emergenza. Cosa dicono i sindaci? Cosa le dicono? I sindaci sono ovviamente in prima linea in questo momento in tutti i sensi, cercano di raccogliere tutte le paure, le necessità che ci sono tra i loro cittadini. Si trovano anche molto spesso in difficoltà perché ovviamente i provvedimenti che arrivano, arrivano all'improvviso, non c'è tempo di capirli bene, c'è sempre un'interpretazione da dare, ci sono risposte da un lato, necessità, domande alle quali bisogna rispondere subito e dall'altro magari impossibilità a farlo. Quindi c'è, mentre c'è una mobilitazione da parte di tutti straordinaria,
c'è anche una preoccupazione, a volte anche un'esasperazione data dal fatto di non riuscire a star dietro a tutti questi provvedimenti e a tutte queste a quello che viene comunque fatto giorno per giorno. Ecco, non voglio farla tornare nella polemica, ma tra le tante segnalazioni che vengono proprio dai sindaci anche in questi giorni è anche le modalità di comunicazione dei provvedimenti che spesso colgono impreparati proprio i sindaci. Sì, diciamo che fin dall'inizio di questa emergenza c'è stata un po', diciamo, la polemica, ma in tutti i sensi e a tutti i livelli. Nel senso che le informazioni arrivavano prima via Facebook o via social e poi arrivavano in via ufficiale, e questo è chiaro che mette un po' in difficoltà, perché che magari il cittadino venga a chiederti qualcosa e tu magari non sai neanche di cosa sta parlando, non è sicuramente una bella figura per nessuno, non solo per il sindaco di turno ma neanche per tutte le istituzioni nel loro insieme. Quindi anche in questo senso cercare di migliorare la comunicazione tra tutti coloro che hanno le autorità o comunque i soggetti che hanno delle responsabilità, credo sia che ci sia margine di miglioramento sicuramente. Da amministratore cosa la preoccupa di più in questo momento? Il domani. È chiaro che adesso siamo tutti bloccati, doverosamente siamo tutti bloccati perché dobbiamo arginare il contagio e quindi l'unico modo è quello di rimanere a casa, però è chiaro che avendo bloccato un paese, perché in questo momento è fermo, diciamo che la maggior parte delle attività sono ferme, la preoccupazione per il lavoro, la preoccupazione per ogni nucleo familiare credo sia la prima che mette, che lascia in qualche modo, che non lascia tranquilli, che toglie un po' di serenità, perché non sapere quando finisce questa emergenza, perché non lo sappiamo, perché dipenderà dai dati, e avere anche l'incertezza sulla possibilità di poter vivere anche nei prossimi senza avere magari lavoro o avendo bloccata l'attività, la propria attività economica, è un grosso, insomma, preoccupa molto. Senta, adesso arriverà il decreto di aprile, possono bastare, o non basteranno certamente, ma nell'immediato una nuova iniezione, diciamo, di risorse, se messa a confronto, tutti ovviamente mettono a confronto con l'Europa, sappiamo bene che la Germania non ha il debito che ha l'Italia, ci sono altre situazioni evidentemente, però per esempio l'assenza dell'Europa è stata rimarcata da più parti, ad esempio ieri dal Patriarca di Venezia addirittura. Sì, infatti in questa battaglia, perché è una vera battaglia per cercare di uscire dalla situazione in cui siamo piombati, l'Europa dovrebbe avere un ruolo fondamentale che in questo momento non ha purtroppo, perché sta prevalendo l'egoismo nazionale anziché una strategia d'insieme, perché è solo insieme che possiamo uscire da questa situazione meglio, e quindi anch'io in questo momento vedo arrancare su questo punto l'Europa e spero che ci sia un cambio di passo, perché o sarà così o rischia veramente di saltare tutto. Voglio dire, il problema è questo, è la fine, come dicono molti, dell'Europa questa, oggi Conte a El País in un'intervista ha detto: se l'Europa non si fa vedere, il rischio dei nazionalismi è molto forte, ovviamente, come conseguenza. No, è già presente il rischio dei nazionalismi, purtroppo lo vediamo ogni giorno ed è proprio quello da superare, questo egoismo nazionale che impedisce poi alla fine di stare meglio tutti, perché ciascuno pensa a sé, alla fine nessuno si salva. Allora, devo dire che sicuramente se l'Europa in questo momento non cambia, il rischio è proprio quello che salti tutto, e che salti, cioè quell'idea di Europa che aveva guidato e che ci ha portati fino a questo punto qua. Chiaro che non possiamo ragionare con gli strumenti vecchi, e questo lo ha detto anche Draghi in modo chiarissimo. Bisogna cambiare mentalità e velocemente, e è proprio sulla velocità che è quello che mi preoccupa di più, perché mi pare che non tutti abbiano capito con la dovuta importanza, con la dovuta anche celerità quello che sta succedendo. Bene, grazie allora, grazie a Maria Rosa Barazza, grazie, ovviamente continuate il vostro lavoro di rete dei sindaci, importante
per dare sostegno proprio ai primi cittadini. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi e buona continuazione, buon lavoro. Grazie. Allora, queste le parole di Maria Rosa Varazza, che adesso ci saluta, eccola qua, la salutiamo, Presidente dell'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana, dove appunto verranno distribuiti i fondi che abbiamo detto previsti in queste ore dal governo. Avete sentito insomma la linea di Varazza, certo non sono tantissimi, ma è qualcosa, è un po' quello che ha detto Conte stamattina, Mario Conte, il sindaco di Treviso, presidente di ANCI Veneto, che però ha sollevato il problema reale e concreto dei vincoli per utilizzare questi soldi. È un po' quello che aveva detto anche l'onorevole De Carlo, sindaco di Calalzo: vorremmo darli per farle pagare bollette, oppure il debito d'onore per gli imprenditori, e invece siamo legati un po' alla spesa alimentare, e questo è un legaccio, è un vincolo che non va bene, perché dimostra come la politica nazionale non conosce bene i territori. Insomma, ci dovrebbe essere più mano libera per i sindaci, che hanno sott'occhio la situazione, ovviamente le esigenze che variano da comune a comune. Bene, allora abbiamo un altro break pubblicitario molto veloce, poi torniamo in studio per l'ultima parte dell'edizione straordinaria. Rieccoci in diretta. Qualche aggiornamento tra le proposte e le novità. Lanciare subito un bando nazionale per il reclutamento di lavoratori agricoli, così come è stato fatto per medici e infermieri, ma anche coinvolgere coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza, inviandoli nei campi per dare manforte agli agricoltori che in queste settimane non si sono mai fermati. E sono le due proposte lanciate da Confeuro per salvare l'agricoltura in questo momento di difficoltà, dove mancano all'appello circa 370.000 lavoratori stagionali a livello nazionale. Bisogna fare di tutto affinché l'emergenza sanitaria non si trasformi anche in una crisi alimentare, spiega il presidente nazionale Andrea Michele Tiso. Per questo occorre affrontare al più presto la situazione con misure straordinarie, in modo da garantire nei prossimi mesi le forniture agricole a tutta la cittadinanza. Oltre alla creazione di corsie verdi per far giungere in Italia i lavoratori agricoli stagionali, secondo Tiso è necessario chiamare all'appello tutte le risorse a disposizione per evitare di perdere i nostri raccolti, compromettere la filiera agroalimentare e mettere in crisi tutto il settore primario. Ci appelliamo al governo e a tutto il mondo dell'agricoltura affinché si trovi una soluzione in tempi brevi per dare continuità alle forniture alimentari. Questo è l'appello di Confero, quindi un bando salva raccolti per lavoratori agricoli, per reclutare lavoratori agricoli, come è stato fatto per medici e infermieri. Questo è un altro elemento interessante. Tutto questo nel frattempo, mentre il Premier Giuseppe Conte stamane ha incontrato in Vaticano il Papa. È stata un'udienza privata, ne ha dato notizia alla sala stampa della Santa Sede. Il Premier e Papa Bergoglio, apparsi nelle immagini diffuse e sorridenti, hanno affrontato con ogni probabilità anche il tema, ovviamente, del coronavirus. Peraltro già tema della benedizione del pontefice in quella piazza San Pietro deserta, un po' che ha fatto il giro del mondo. Dunque un incontro tra il Premier e il Papa Francesco questa mattina in Vaticano. Questo per darvi conto, insomma, di quello che accade anche a livello nazionale. Cambierà evidentemente anche il rituale della Pasqua, Via Crucis sul Sagrato di San Pietro. Sarà una Pasqua con il coronavirus, visto che come avete sentito, insomma, il picco sarà proprio nei giorni successivi, di poco successivi alla Pasqua, e quindi anche in questo caso ci saranno delle indicazioni, ve le forniremo, insomma vi racconteremo come verrà celebrata la Pasqua in questo periodo di restrizioni anche qui nei nostri territori, e ovviamente a partire poi anche da quello che accadrà a Roma, in Vaticano, insomma, con le celebrazioni della Pasqua che cambieranno per forza di cose vista la restrizione che, come ha detto Zaia,
verrà prolungata anche in Veneto, scadrà il 3 aprile, il governo la prorogherà, è già stato annunciato, prorogherà le restrizioni sicuramente per le scuole e per tutto quanto riguarda, diciamo, i movimenti. Bisognerà vedere la questione aziende come verrà rimodulata, e quindi ci sarà la restrizione anche in Veneto, le ordinanze regionali che verranno mantenute, perché appunto sono quelle settimane, questa e la prossima, cruciale. Questa in particolare per vedere l'andamento, il trend del contagio, anche con l'effetto delle restrizioni di questi giorni, di queste settimane. Quindi cominceremo, forse si spera, a vedere l'effetto delle restrizioni di queste settimane, ma bisognerà osservarle, ecco, bisognerà osservarle sempre con il dovuto rispetto, chiaramente, per evitare che il contagio si diffonda. In seguito alla straordinaria situazione che si è venuta a determinare, eccolo qua, è arrivata la comunicazione ufficiale del Papa. Il Santo Padre celebrerà i riti della Settimana Santa all'altare della cattedra nella Basilica di San Pietro secondo il seguente calendario e senza concorso di popolo. Quindi le celebrazioni ovviamente senza i fedeli. Parliamo del Papa, 5 aprile, ore 11, Domenica delle Palme della Passione del Signore, commemorazione dell'ingresso del Signore in Gerusalemme e Santa Messa. Il 9 aprile 2020, ore 18, Giovedì Santo, Santa Messa nella Cena del Signore. 10 aprile 2020, Venerdì Santo, ore 18, celebrazione della Passione. Ore 21, Via Crucis, eccolo qui, sul sagrato della Basilica di San Pietro. L'11 aprile alle 21, Sabato Santo, la veglia pasquale della Notte Santa. La Domenica di Pasqua con la Santa Messa il 12 di aprile, e al termine della Santa Messa il Santo Padre impartirà la benedizione Urbi et Orbi, come fatto anche domenica scorsa, quindi sabato scorso, scusate, venerdì scorso, scusate. E quindi un altro importante appuntamento per tutti i fedeli in questi giorni, in queste settimane, con queste modalità contingentate, e ovviamente vi racconteremo cosa accadrà anche a Venezia, cosa accadrà nei nostri territori, a Treviso, come sarà celebrata la Pasqua da noi. Questa è l'indicazione che arriva dal Vaticano con la celebrazione da Roma. Allora, tra i punti fondamentali della conferenza stampa di oggi, le case di riposo, come sappiamo serate speciali, lo ha detto Zaia, insomma verrà ricordato anche come il virus delle case di riposo, quindi separazione, oltre agli aiuti che sono arrivati in questi giorni, stanno arrivando, quindi dispositivi, personale. Bisognerà fare un vero e proprio piano per le case di riposo, quindi la separazione tra positivi e negativi. Se si trova ovviamente una situazione in cui una casa di riposo presenta l'80-85% di casi positivi, bisognerà trasformarlo di fatto in una sorta di Covid Center delle case di riposo e trasferire quegli anziani invece che non sono positivi, in altre strutture, dove bisognerà capire come muoversi da questo punto di vista. Diversamente invece, se la percentuale di positivi è minore rispetto ai negativi, si ragionerà in modo contrario. Perché? Perché la situazione è sempre più drammatica e come dire, la cartina del tornasole della situazione case di riposo è, come sappiamo, in questi giorni Merlara, una dramma. Allora risentiamo cosa ha detto al telefono a Valentina Visentin, la sindaca di Merlara, sulla situazione davvero drammatica. Siamo arrivati quindi a 22. 22 anziani deceduti all'interno della casa di riposo di Merlara. La comunicazione, come sempre, arriva dal sindaco del piccolo comune della Bassa, Claudia Corradin, anche lei positiva al Covid-19. Il bollettino drammatico è stato aggiornato lunedì mattina all'alba, perché nella notte un altro ospite è morto dopo essere stato contagiato dal coronavirus. In ospedale ce ne sono soltanto 2. Gli altri sono lì e io non sono medico, per cui non posso più di tanto intervenire e fare diagnosi eccetera, però
mi dicono che non stanno male, però non mangiano. Una situazione difficile per gli ospiti rimasti che piano piano vedono morire i loro amici. Intanto in mattinata hanno preso servizio all'interno della struttura di Marlara 5 nuovi infermieri e un medico militare. Sono arrivati 5 infermieri e un medico militare. Hanno preso alloggio in un paese qua vicino e presumibilmente ci restano 2 o 3 settimane, sicuramente fino a Pasqua, nella speranza che gli altri operatori negativi nel frattempo, positivi nel frattempo diventano negativi e possano riprendere il servizio, e intanto dare un po' di respiro a quelli che in questi 20 giorni non hanno mai avuto ore di riposo. Anche il sindaco Claudia Corradin dice di essere in ripresa, la febbre è passata, restano il mal di testa e la tosse. Adesso dovranno farmi, scaduto il tempo, 2 tamponi, se risultano negativi posso riprendere la mia attività. Insomma. E il vice sindaco come sta invece? No, sta abbastanza bene, a lui ha già superato, ha già fatto un tampone e adesso domani o dopodomani deve fare il secondo e se i risultati sono negativi può tranquillamente riprendere il suo lavoro. Anche a Monselice si è registrato purtroppo un nuovo decesso in una casa di riposo, mentre in quella di Galzignano Terme è aumentato solo il numero dei contagiati. Allora, vi ricordo, a proposito dei contagiati, la tabella di questa mattina, diciamo il report regionale, 8.724 i casi positivi in Veneto, scende il numero delle persone in isolamento domiciliare, aveva superato i 20.000 nei giorni scorsi, è sceso a 19.895, più casi positivi 215, soprattutto nella zona di Verona, nel cluster di Verona, più 49. 1.633 le persone ricoverate non in area critica, a queste si aggiungono 356 in terapia intensiva, meno 4 persone in terapia intensiva. 413 i decessi dall'inizio dell'emergenza e sono più 11 nelle ultime ore, nella notte diciamo così, soprattutto nel Veronese, nel Vicentino e uno all'ospedale di Conegliano. Questo per farvi capire come da una parte i dati raccontano di una curva che cresce, continua a crescere, però maggiormente rallentata, ma continua a crescere. Il piano, come sapete, dei tamponi, il piano del Veneto prevede e dovrebbe prevedere nei prossimi giorni, se il modello funziona, un maggior numero di positivi, perché ci sono tanti tamponi, e un minor numero di persone in terapia intensiva. Vedremo se sarà così. Tante le persone in isolamento anche domiciliare, ma non solo quelle che sono positive, anche il cosiddetto autoisolamento. Allora vi riproponiamo alcune parole della psicologa Alberta Xodo, che abbiamo sentito ieri sera in edizione straordinaria, importanti sul fronte della questione depressione, solitudine. Purtroppo c'è stato un caso anche di una persona che si è tolta la vita ieri a Rubano, l'abbiamo raccontato. E poi quindi la rete del vicinato, che non deve essere solo la rete di segnalare chi sta uscendo e non potrebbe uscire, una rete diversa di vicinato, e anche poi i bambini come stanno passando questi giorni e quali possono essere le reazioni che molti genitori magari trovano strane. Allora sentite. Noi in questo momento dobbiamo pensare che ci sono diversi livelli di fiducia che noi dobbiamo stabilire e che in un momento o nell'altro possono entrare in crisi. Noi abbiamo un livello istituzionale di cui tenere conto, tutto quello che riguarda tutto quello che riguarda le disposizioni, le precauzioni che ci vengono suggerite dalle istituzioni, ma anche la vicinanza del sindaco, degli assessori che abbiamo sentito anche nei vostri servizi. C'è un livello di comunità di cui tenere conto, una fiducia di comunità che rischiamo talvolta di perdere in una situazione di emergenza. La rete di vicinato non è solamente capire chi è che sta uscendo di casa per portare la spazzatura o portare fuori il cane e chissà se ha la certificazione, chissà se realmente quell'uscita è un'uscita necessaria. La rete di vicinato è anche altro, la rete di vicinato è riuscire a individuare anche quelle che sono le situazioni di fragilità, le situazioni che in questo momento possono essere anche situazioni a rischio. C'è un livello familiare. La famiglia è ovviamente una risorsa fondamentale in questo momento. I bambini delle elementari hanno
serie di reazioni molto spesso che sono dovute non solo al fatto di non poter uscire di casa, ma anche rispetto al fatto di avere diverso accesso alle tecnologie rispetto ai ragazzi, per esempio, delle medie o delle superiori. Il loro tempo, che era un tempo che era prettamente basato sulla scuola, è un tempo che in questo momento rischia di essere vuoto di relazioni, non di compiti, perché comunque insegnanti bravissimi continuano a inviare compiti, inviare materiale di apprendimento, si stanno organizzando in modo encomiabile in tantissimi aspetti. Manca molto spesso l'aspetto relazionale, che è quello che a livello di apprendimento poi fa la differenza. I bambini in questo momento possono essere molto più capricciosi, potremmo dire, molto più aggressivi in alcuni momenti, in alcune manifestazioni, o avere anche dei comportamenti di tipo regressivo, quindi per esempio avere quei comportamenti che sembrano da bambini un po' più piccoli. I ragazzi più grandi invece vediamo che stanno riuscendo ad organizzare meglio il loro tempo e anche a trovare maggiori risorse personali, anche perché riescono ad entrare in contatto maggiormente con quella che è la loro rete sociale. Allora questo, ecco, per i tanti genitori magari che ci stanno seguendo, questi sono i segnali. Un altro modo di affrontare, anche magari di superare questi momenti critici, è quello di affrontare il virus però dal punto di vista della fantasia. È quello che state facendo, che stanno facendo moltissimi bambini, mandandoci i vostri video, mandandoci le vostre foto, i vostri messaggi di andrà tutto bene. Allora con l'Andrà tutto bene di oggi ci salutiamo per questa prima parte dell'edizione straordinaria, ci rivedremo alle 17:30. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Andrà tutto